L'aeroporto di Olbia presenta Sardinia Tourism Call to Action 2021. 4 webinar con esperti di settore che analizzeranno i mercati turistici di Germania, Francia, Svizzera e Inghilterra. Together to be better. Seguici in diretta su Radiolina, su Facebook e su YouTube. Siamo online? Non vedo la radio. Non vedo Max. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera al professor Antonio Usai. Buonasera Fianco, Lucio. come al solito. Buonasera Max. Buonasera Maria Assunta. Buonasera, io non vi vedo ma vi sento, quindi noi siamo già sul pezzo, dovremmo entrare in diretta anche radio entro qualche secondo. Se mi fanno cenno vuol dire che siamo in diretta già, no, non siamo ancora in diretta sulla radio, però sento voi e mi fa piacere essere qui per un altro appuntamento con Call to Action e grazie anche a colei che ormai è la mia compagna d'avventura di questo appuntamento, Maria Assunta Fodde. Buon pomeriggio a tutti, bentornati in questo nuovo appuntamento webinar. Vi aspettiamo anche per tutti gli altri 3 appuntamenti dell'anno 2021. Ecco, e se siamo in diretta in questo momento possiamo anche, io stavo pensando una cosa, grazie anche a Lucio con il quale abbiamo fatto una pausa prima insieme a Maria Assunta, oggi è il 29 settembre, quindi si diceva se Lucio Battisti fosse stato qui con noi e avesse vissuto questo periodo di Covid, questo periodo incredibile, no? Che ci ha un po' frastornati a tutti quanti, cosa avrebbe scritto come testo? Il suo testo sarebbe stato un po' diverso e avrebbe potuto essere più o meno così, seduto in quel caffè, io non pensavo a te, guardavo il mondo che girava intorno a me, il virus ci trovò divisi e ancora sempre più confusi, al ristorante mascherati e i camerieri più impacciati, quasi come se non ci fosse più, quasi come se non ci fosse più il virus. Beh, interessante. E siamo in diretta anche sulla radio. Siamo in diretta. Di buon auspicio, di prospettiva, Lucio, ci fa guardare avanti e ci fa pensare che le cose si stiano normalizzando. Dobbiamo anche un po' sorridere, Antonio, di questa cosa. Certo. Dai, Finalmente, dopo un anno e mezzo, finalmente. Allora, Call to Action, quinta edizione, Antonio. Tu sei stato uno dei fautori insieme al professor Morandi. Tra breve avremo Riccardo Maria Masiello, il dottor Masiello della Regione Sardegna, direttore del servizio promozione. Avremo, non so bene quando perché so che è in senato accademico il magnifico rettore, giusto? Sì, è un'occasione importante, come dicevi tu, è la quinta edizione e come tutti i grandi progetti che si rispettino guardiamo al futuro. Per guardare al futuro in modo virtuoso abbiamo coinvolto il nostro magnifico rettore, è entrato in carica proprio quest'anno, che non solo voleva portare i saluti, ma anche darci la sua visione per il turismo sul quale la nostra università scommette con dei corsi laureati triennali, magistrali, ad Olbia prevalentemente, ma anche a Sassari, e questo ci lascia ben sperare per la formazione dei futuri manager, dei futuri operatori del turismo. Operatori di turismo e manager che oggi ritroveremo in questo cartellone ricco di interventi, Lucio, tutti di grande qualità, di grande spessore, con gli amici che ci hanno accompagnato in questi 5 anni e che sicuramente con noi si vorranno ritrovare per guardare, lo abbiamo detto nel titolo di questo evento, guardiamo al futuro ripartendo dall'anno zero, che sia per la Germania ma che sia in realtà Certo. per tutto il settore turistico. E così, abbiamo pensato questo nuovo ciclo di appuntamenti proprio per cercare di estrapolare il meglio delle idee su come si possono affrontare in maniera intelligente i mercati più importanti per la Sardegna. Abbiamo scelto i 4 mercati più importanti, che sono la Germania, ricordiamolo, la Francia, la Svizzera e il Regno Unito. Più importanti in termini di che cosa? In termini di arrivi e presenze. I nostri best, quelli che ci hanno accompagnato nell'evoluzione di questi ultimi 10 anni, ma che già nella traiettoria di sviluppo degli ultimi 20 anni. In ogni occasione ci divertiamo a vedere cosa è successo negli ultimi 20 anni, 21 anni, per capire qual è l'evoluzione storica dei fenomeni. E questa evoluzione, in effetti, questi mercati hanno fatto segnare la loro presenza costantemente, con dei margini di crescita sempre elevati e con la possibilità di accompagnarci anche in questa nuova fase di sviluppo. Sapere che per un anno e mezzo ci siamo dovuti ripreparare per accogliere nuovi turisti ci fa pensare e ci fa sperare che la Germania sia uno dei nostri compagni di viaggio storici che riprenderà questo viaggio importante nel turismo con noi a partire dal 2022. E allora, bene, entrerei subito nel vivo, Antonio. Il dottor Masiello è in linea? La regia mi faccia un cenno.
Mi sentite? Qualche istante di ritardo. Nel frattempo diciamo che stiamo aspettando un grande interlocutore, un nostro caro amico, una persona che ha già frequentato le edizioni dei precedenti Call to Action, è Dirk Schmucker, professor Schmucker. Che cos'è per noi? È un riferimento costante su quello che si sta modificando sulle propensioni di viaggio dei segmenti turistici dei tedeschi verso l'Europa. Un osservatorio privilegiato, Lucio, è un osservatorio che consente di avere una visione globale del mercato tedesco, di capire che cosa vogliono i turisti provenienti da quel mercato e dove si stanno orientando. Ne abbiamo discusso anche in questi ultimi giorni, quando abbiamo affinato le presentazioni, per renderci conto che i dati ci mostrano delle intenzioni di viaggio che poi magari non si sono concretizzate a fronte delle recenti limitazioni dovute al Covid. E da quell'osservatorio privilegiato ci auguriamo di avere quelle tendenze che ci potrebbero accompagnare per i prossimi 2 anni. Quindi un'occasione importante, privilegiata per tutti i nostri ascoltatori e che poi ci farà riflettere anche per i prossimi appuntamenti su come rendere il nostro prodotto realmente orientato verso questi mercati, tra cui quello tedesco. Ecco, la regia ci fa segno, è arrivato il dottor Masiello. Dottore, buonasera. Buonasera, mi sentite? Sì, forte e chiaro, grazie di essere qui con noi e grazie soprattutto per il supporto che la Regione... Vi ho seguito dall'inizio, c'era soltanto evidentemente un problema tecnico, ma sembra risolto. Assolutamente, la sentiamo benissimo. Saluto tutti quanti. Bene, Buonasera, noi la ringraziamo ancora perché la Regione ha scelto anche quest'anno di supportare questo programma. Noi come aeroporto di Olbia naturalmente siamo in qualche modo i facilitatori, ci affidiamo ad un comitato scientifico di cui poi tesseremo le lodi, però vorremmo sapere un pochino dal suo osservatorio privilegiato all'interno della regione, del servizio promozione, qual è la situazione e cosa prevedete per i prossimi anni? Stiamo uscendo dalla crisi? Sì, i dati che sono stati diffusi anche negli ultimi giorni, dai dati e poi attendo anche le conferme magari puntuali del professor Usai e del professor Francello, ma mi sembra che il periodo estivo, perlomeno quello giugno-settembre, abbia confermato un trend in forte crescita e sia andato anche al di là di quelle che erano le aspettative anche degli operatori. Ora, quello che stiamo facendo in questo momento è quello di cercare di sviluppare le tematiche e in particolare i contenuti che ci possano consentire poi di promuovere i vari prodotti turistici di cui dispone la nostra regione miratamente sui singoli mercati di riferimento. Quindi non avere più una comunicazione indifferenziata, ma provare a sviluppare contenuti filmati, video e testuali da poter poi indirizzare in maniera mirata per ogni prodotto a noi necessario per ridurre l'effetto, diciamo, di spiccata stagionalità del nostro mercato, questi contenuti da indirizzare miratamente sui mercati geografici, che sono quelli che poi voi avete richiamato, quelli di nostro maggiore interesse, quindi Germania, Francia, Inghilterra e Svizzera, e non dimenticherei neanche la Spagna. Benissimo. Ci vuole fare qualche anticipazione su quello che sarà l'azione dell'assessorato nei prossimi anni? C'è qualcosa che gli operatori, diciamo, sicuramente farà piacere sentire un po' di news? Beh, intanto dico, stiamo sempre seguendo la traccia importante che è stata delineata ormai da diversi anni, che è quella del piano strategico 18-21, quindi l'indicazione per noi è sempre quella. Lo sforzo che si sta cercando di fare nell'ambito in particolare del servizio marketing e comunicazione è quello proprio di riuscire a contattare in maniera mirata, con messaggi e contenuti mirati, i target che possono essere interessati allo sviluppo di quei mercati che tendono alla destagionalizzazione. Quindi il tentativo che stiamo portando avanti è quello della costituzione proprio di un autentico funnel di vendita che, partendo dall'attivazione che può avvenire attraverso
i social e poi attraverso il web, conduca in maniera mirata, facendo un'attività di nurturing sui singoli segmenti per riuscire a fornire quei contenuti che creino non solo l'alone di attenzione, che sappiamo essere un valore effimero, ma possa poi condurre il target con questa attività di nutrimento attraverso i contenuti a conoscere tutti i prodotti che la nostra regione, prodotti turistici che la nostra regione può offrire. Ecco, questo è quello che mi sento di anticipare come, diciamo, attività coerente con quanto delineato dal piano strategico e che cercheremo di imbastire, anche con l'aiuto degli spunti che poi vengono in queste importanti occasioni, perché anche prima del mio incarico seguivo con grande interesse questa manifestazione, quindi i vostri webinar, e vedo che sempre con tanti spunti possono trovare il risvolto pratico nella nostra realtà. Benissimo, quindi, dottor Masiello, grazie. Naturalmente a fine webinar, quindi nella sessione finale, se avesse disponibilità, se non fosse impegnato in altre attività, l'aspettiamo anche per dei commenti finali, insomma, per tirare un po' delle conclusioni. Questo naturalmente sappiamo che vi ringrazio per l'opportunità, non ci sono attività per me più importanti di quelle di seguire i lavori. Benissimo, allora ci vediamo a fine webinar. Direi, grazie di nuovo. Direi alla regia a questo punto di vedere un pochino se il nostro amico Dirk è in linea dalla Germania. Yes, I'm here. Buonasera. Buonasera Dirk. Tutto Buonasera, bene? Dirk. Good afternoon, Dirk. Is everything fine? Ecco, intanto noi possiamo spiegare quelli che Forse Dirk non ci sente, credo. Can you hear us, Dirk? I'm your interpreter, Sure, I Sylvia. can hear Is you. everything I can hear fine, Dirk? Lucia is asking whether you are fine. Yeah, I'm great. Thanks. Sì, sto benissimo, grazie. Hope the same for you. Spero lo stesso per voi. Ok, ho già presentato Dirk, quindi non ripeto insomma il fatto che lui è il vicepresidente dell'Istituto del Turismo Tedesco, di ricerca del turismo tedesco, è un nostro caro amico, affezionato amico, è stato in Sardegna qui con noi un paio di volte. Abbiamo girato anche un pochino insieme qualche territorio della Sardegna, è un preziosissimo, come diceva Antonio, riferimento, perché ci dà ogni anno degli elementi chiave per comprendere il mercato tedesco. Darei la parola a Dirk, che ha sicuramente dei dati importanti e delle informazioni importanti per quello che è la prospettiva, e quindi uno sguardo d'insieme della prospettiva dei prossimi anni. So I would give the floor to Dirk now to offer us a perspective for next years. Okay, thank you. Grazie. Just a technical questions. Solo una domanda everything- tecnica. Everything I'll say will be translated into Italian, Tutto right? ciò che dico verrà Yes. tradotto in italiano, giusto? Yes. Sì, esatto. Okay, so it means that I speak Exactly. slowly. That's the reason why I ask. Yeah, thank you very much. It's the interpreter speaking. Thank you, Dirk. I'll do my very best. Thank you. Farò del mio meglio quindi per parlare lentamente, per fare in modo che i contenuti vengano tradotti. Okay, let's start with a Quindi look at the German iniziamo market con uno forecasts. sguardo alle previsioni del mercato tedesco. But to better understand Per the capire future, meglio we il might futuro also have a look potremo at the anche history. Very dare uno short look. sguardo alla storia, non solo una visione a breve termine. We do have a data source that Noi abbiamo delle stretches fonti back che about ci vengono 50 years, dai down dati to the che 1970s. risalgono a circa 50 anni fa, quindi partiamo dagli fine anni 60 e inizio anni 70. And these 50 years of time series Questi might give us 50 a anni ci grasp of how the potrebbero future might dare develop. un'idea di come il futuro può essere sviluppato.
Even during the pandemic, the Anche COVID-19 durante pandemic, we did a la relatively large number of pandemia del surveys. Covid-19 noi abbiamo So we do that condotto every year, dei sondaggi che but conduciamo we ogni did that anno, also però in the l'abbiamo years fatto anche 2020 and nell'anno 2021. 2020 e 2021. And as you can see here, Come potete vedere qui, we did a number of surveys noi abbiamo up fatto to this diversi month, September sondaggi 2021. fino al settembre some of the data I can 2021 show e alcuni you dati are che vi posso relatively mostrare fresh. They have sono been piuttosto collected this month freschi, sono only. stati raccolti in But questo let's have a mese, look at ma 2020. guardiamo prima il Holiday 2020. trips Per quanto from the riguarda German i viaggi di market, of vacanza, course, went down naturalmente considerably. You can sono see that diminuiti compared to considerevolmente. Possiamo 2019, vedere che in the number confronto of al travelers went down by 2019 19%, il numero di and the number of viaggiatori è trips went è down diminuito del by 19% 29%. e il numero di viaggi di And vacanza the del average expenditure 29%, per trip quindi went e down anche even la by spesa media per 38%. viaggio è diminuita del So 38%. 2020 Quindi il was a 2020 downsized market. il mercato si è Here you can ridotto see the e long time potete series. vedere And anche as delle you can see serie here, a the year lungo termine 2020 per now l'anno has 2020 che leveled we adesso last had in the vediamo beginning il of the livello rispetto 1990s. all'inizio degli anni 90, And also the expenditures ma anche la per person spesa per day per went persona down e al to a giorno level si è we only had about ridotta 10 years al before. livello di 10 anni prima. Same goes for short Lo stesso trips, caso vale 2 per to 4 days. anche i You viaggi see di the number of 2-4 travelers went down by giorni, about 20%, quindi and the i number of viaggiatori trips even went down della vacanza si sono ridotti del 22%, mentre i So viaggi in totale del altogether, Germany 59%. Quindi produced globalmente la Germania ha a prodotto minus of un 46% meno in holiday trips, 46% nel a viaggi minus di of vacanza, 38% in bad 38% nights, per and a quanto minus of riguarda i soggiorni 43% di in una expenditure. notte e In the year 43% per quanto riguarda la 2020. spesa media. But Ma as you can see come here, potete vedere qui, some destinations alcune could even destinazioni profit from the pandemic. sono riuscite ad avere dei profitti dalla You can see pandemia. that Potete holiday vedere trips to che i foreign viaggi di vacanza destinations verso le went down by destinazioni about straniere 24 million. si sono ridotte di circa But 24,4 milioni, domestic però trips went up, invece quelle about 4 nazionali, le destinazioni nazionali which means sono that we aumentate, have a sono salite massive del change 4,1 in milioni. 2020 Quindi c'è stato un cambiamento towards massiccio domestic nel travel. 2020, c'è stato uno International travel spostamento went verso i down viaggi dramatically, nazionali, but domestic mentre quello travel, even in internazionale absolute si è ridotto numbers, drammaticamente, went up. però il mercato nazionale è That also cresciuto. had consequences Ma ha avuto for anche the mode of conseguenze transport, per for example. i You can trasporti, see per here esempio, that come until the year potete vedere qui, 2019, che car and nel air traffic 2019 il were traffico almost aereo on e the same macchina level, avevano quasi lo and stesso in livello. Nel 2020 2020 air transport went down i dramatically, car viaggi, i transport trasporti went up aerei si dramatically. sono ridotti drammaticamente. Same goes for Anche quelli con la accommodation. macchina. Still for the Stessa year cosa vale per 2020. gli You see alloggi. that hotels Abbiamo went visto che down gli 2020 compared hotel to hanno avuto una riduzione 2019, del while 43% in apartments and confronto al flats 2019. went Per up in quanto share, riguarda and l'affitto also di visiting appartamenti, friends and relatives abbiamo went avuto un calo del 30%. That was the year 2020. E questo è stato nel 2020. Now, let's have an outlook. What will happen in the future? Cerchiamo di capire che cosa probabilmente possibly potrà accadere in happen in the futuro. future. Our first message is Il primo that messaggio è che our health minister, il nostro Mr. ministro Spahn, della Salute, Federal Health Minister, Spahn, il ministro he federale thinks that tedesco, the pandemic pensa will che la end pandemia in finirà spring nella 2022. primavera del So this is an 2022. original copy from Quindi the Daily questa News. è una copia originale And it says Spahn, del the Daily name of the News. minister, he
thinks that E, the pandemic will end e quindi ha detto in the ufficialmente spring che of pensa che 2020. la pandemia And finirà the nella question primavera del is, 2022. if E la that is domanda true, è, se if the questo è pandemic vero, se la ends, what pandemia will happen finisce, che cosa afterwards? succederà dopo? And we think about Noi three pensiamo basic a tre constructs, three basic costrutti di aspects of base, what could aspetti happen. di base di ciò che potrebbe One accadere. basic aspect is Un aspetto stability. basilare si riferisce alla Even during the stabilità, pandemic, we anche could see se that anche certain durante aspects la of holiday pandemia potremo traveling vedere che alcuni were very aspetti stable, dei viaggi di and I will vacanza tell you in a sono second rimasti what that was. stabili. E vi dirò And the tra question poco is, perché. E la domanda è, for the changes that per i happened, cambiamenti che how si will sono they verificati, behave after come the si pandemic comporteranno ended? dopo la Will there fine della be pandemia? a recurrence Ci that sarà una means will ricorrenza, holiday travel che go significa che back i to where it viaggi came di from? vacanza potrebbero ritornare Or indietro da will dove siamo COVID-19 be the partiti, source of a transformation? oppure So il through 2019, il COVID-19, Covid-19 things sarà will una fonte di change in a more trasformazione, permanent way. quindi le cose cambieranno in maniera permanente. Let's first have a look Ma at prima stability. diamo uno So sguardo what alla stabilità. remained Che cosa stable è rimasto stabile during the COVID-19 durante il pandemic? Covid-19, durante There la are some pandemia? interesting Ci sono aspects in alcuni that. aspetti interessanti. One is Uno consumer è priorities le priorità dei did not consumatori change. non sono cambiate. You see here data from Voi 2015, potete vedere qui dei dati 2017 che risalgono al and 2015, during the pandemic. 17 e del And you 2019 can see durante la that pandemia. the E top potete vedere priority che la is priorità principale è il But cibo. at the second rank, it's holiday trips. And this parliamo high di priority viaggi di in the German vacanza. population Queste for alte holiday priorità trips nella did popolazione not tedesca change per quanto during the riguarda i viaggi di pandemic, vacanze non è cambiata which durante la means pandemia. there's Ciò a significa stabilizing che c'è factor un fattore that stabilizzante makes it che probable that fa sì che people sia within the probabile che pandemic le and after the persone pandemic prima della pandemia e will dopo have la a very high pandemia priority to avranno do holiday trips. sempre terranno un'alta priorità di fare viaggi vacanza. A second aspect Un secondo might aspetto give a che hint that there potrebbe is dare stability in the market. un'idea della stabilità This is del about the mercato, questo antecedents of holiday making. riguarda gli antecedenti So, if you del want to do a holiday trip, viaggio di vacanza. you Se si should vuole fare un have viaggio the money vacanza to do it. bisognerebbe avere prima di tutto i You soldi should per have farla, the time to do it, il tempo and you should be e poi in the mood. bisogna anche avere l'umore giusto per farlo. And this time series shows us data E starting in questo November questi dati 2019 risalgono through al May and novembre November 2019 2020 e vanno fino al maggio 2025, poi ritorniamo al settembre And what you can 2021. see Quello che is potete vedere that è people che think le that they persone will have ritengono enough money che noi avremo at denaro a pretty much the sufficienza same scale eh, they had in pressappoco 2019. nella stessa scala, People identica think that they scala will have al enough 2019, time to che le travel persone at pensano che pretty much the avranno same sufficiente scale as tempo they nella had stessa in scala rispetto al 2019. 2019 di nuovo, And people think e le that they are in the persone mood pensano to travel. che avranno l'umore They're giusto looking per forward to viaggiare, traveling non vedono l'ora di viaggiare now compared adesso to pre-COVID. in confronto. Questo, il And 55% in confronto might be al a hint pre-Covid. that there is E questo much potrebbe essere stability in the un'indicazione che ci potrebbe People essere have high stabilità priority for nel holiday mercato, trips. perché le persone They think hanno they will have the un'alta money, they think they will have priorità the per time, i they viaggi di think they will vacanze, be in the pensano che mood avranno i for travel. soldi, che avranno tempo e che saranno dell'umore giusto per fare questo That's tipo di viaggio. a very E strong signal questo è un for segnale stability molto in the forte market. di stabilità nel mercato. But we already saw Ma that there abbiamo is già a visto che change in c'è un destination cambiamento preferences. nelle preferenze delle And destinazioni, these are very fresh e data questi from sono this dati month, molto September freschi di questo mese, di 2021. settembre 2021.
And we asked, what are your destination preferences for the winter Quindi quali sono le preferenze per l'inverno 2021 fino al 2022 e per l'estate 2022? And you can see Potete vedere due colonne qui. the upper one is Quella from September superiore 2021. va dal The lower settembre one del is from 21 September e quella più 2020. in basso è del settembre And what we 2020 e for noi the coming winter vedremo per is il that there is prossimo a inverno strong che c'è preference for una forte domestic preferenza travel, per i but it is viaggi less domestici, pronounced ma è compared to meno last year, pronunciata rispetto all'anno scorso. which means we are going E back questo to normal a significa little che bit. stiamo piano piano tornando alla And you can normalità. see that E for si winter può dire Italy che is on per the l'inverno 5th rank l'Italia of the è countries. quinta For the tra i summer paesi 2022, esteri e per we see l'estate del pretty much the same 2022 again, a di nuovo strong vediamo la preference stessa cosa, for una Germany, forte preferenza per la domestic travel, Germania, quindi viaggi but a domestici, little bit less ma compared to last year. meno rispetto And all'anno Italy scorso. is on L'Italia è rank 3, al terzo so it has posto, even risen quindi a little bit. sale So nelle what we posizioni see alla classifica. Quindi in quello che short term vediamo, is ne there vedremo are nel breve changes termine, in che ci preferences, sono dei but cambiamenti we are nelle getting back preferenze, to ma stiamo normal a little bit. stiamo tornando verso la normalità piano piano. We asked people, Noi chiediamo alle did your persone holiday interests le change through COVID-19? gli interessi di And vacanza here's sono some of the cambiati data. Green means durante la there's more terapia, interest durante la through pandemia. COVID-19. Eh, Red means there's less Noi interest abbiamo through COVID-19. visto che durante la pandemia ci sono state And let's have a look at two l'interesse things. per i viaggi di The vacanza first è is diminuito. Ci sono diversi fattori da considerare. Primo di tutto le destinazioni. Yes, there's more Sì, interest c'è in Germany. più interesse domestic verso la travel. Germania per i viaggi there is less nella interest Germania, for the è un Mediterranean. interesse inferiore per quanto riguarda i viaggi We nel don't have data Mediterraneo. for Sardinia, Non abbiamo dei obviously, dati per la but we have Sardegna, data for the ovviamente, Mediterranean. ma abbiamo dati che Plus we includono have i paesi more mediterranei. interest for E poi ci car, sono, and c'è we un have interesse maggiore less per i interest viaggi in for air macchina travel. e un interesse inferiore per i viaggi And in we have aereo. two other E abbiamo aspects. altri One due is aspetti. Uno, we have more interest for abbiamo un sustainable maggiore tourism. interesse per un turismo So, sostenibile, a tourism quindi that un does not do turismo harm to the environment che and to the non people danneggi living in the l'ambiente dove le destination. And we persone have more vivono, interest delle for destinazioni in cui holiday trips andranno. going away from the E, masses. e quindi un'altra So preferenza è again, we allontanarsi do dalla have massa. short-term Quindi changes. avremo dei cambiamenti a breve termine. We also see a bit Noi more vediamo interest anche, in rileviamo anche un quality interesse compared to superiore prices. rispetto alla qualità in Here you confronto ai can prezzi. see Potete four vedere attitudes to 4 price versus quality. attitudini On vacation, I want to per la enjoy qualità pure rispetto al luxury, the price does prezzo, not quindi matter. abbiamo So it's dei 7% viaggi of the di population. lusso On vacation, I want good quality, but I'm graditi also dal willing to pay 7% reasonable della price for it. popolazione, poi abbiamo un 40% dove si richiede una On the buona other hand, I want to qualità, have a vacation dei as prezzi cheap as non possible. eccessivamente alti, 46%. e poi abbiamo un 46% And che my predilige i vacation should be viaggi really a cheap. basso prezzo e solo un 7% di persone che sceglie viaggi This molto economici. becomes more illustrative E if we quindi compare questo that è to molto older data to see indicativo if something has se changed. compariamo ai in dati fact, e vediamo che effettivamente qualcosa è things have cambiato. changed. In effetti le cose sono You cambiate. can see Potete here vedere qui the comparison to the data il 2018 paragone tra il 2018 2009, e il and you 2009 can see e potete the vedere green che la fetta verde, piece of the pie la fetta has di become torta much smaller, è diventata, si è while the yellow rimpicciolita, si è piece of the ridotta, pie mentre quella becomes a gialla little bit bigger. sta So aumentando. there seems to be a Quindi trend sembra che ci sia una quality compared to tendenza che price la plays a qualità more important rispetto role. al prezzo gioca un And ruolo that più tells us something importante. about
E quindi ci sono maggiori preferenze per un turismo di prodotto, di qualità. Naturalmente non si parla solo di hotel 5 stelle, ma un prodotto di qualità può essere anche qualcosa che è sostenibile, immersivo, cioè significa che collega alla destinazione e le persone alla cultura, alla lingua della destinazione in cui vanno. E un'altra cosa che vorrei indicare, che vorrei illustrarvi, è quello che vediamo chiaramente, che abbiamo visto durante il Covid-19, che c'è una tendenza a delle prenotazioni a breve termine, più prenotazioni a breve termine, di breve tempo. C'è quindi un aumento delle persone che dicono che sì, questo era veramente breve, quindi c'è un aumento di persone che decidono a breve termine sulla loro destinazione, sul loro viaggio. Questo è un dato di fatto. Adesso tornando a questi tre aspetti del futuro, la stabilità, la ricorrenza e la trasformazione. La ricorrenza significa quindi andare oltre la barriera, superare la barriera, ma la teoria è che la pandemia Covid-19 sia una barriera, che significa che le persone non possono fare veramente quello che gli piace fare, ma una volta che la barriera sarà rimossa, le persone ricominceranno a fare quello che facevano prima. Ricorrenza. D'altro canto, per quanto riguarda la trasformazione, abbiamo una lunga lista di possibili motivi per cui questo potrebbe succedere. Per esempio, il Covid-19 potrebbe lavorare come un catalizzatore per il cambiamento di valori. Le persone potrebbero dire quello che ci ha mostrato il Covid-19, che dobbiamo gestire il nostro mondo in maniera responsabile. Perché? Perché la globalizzazione, per esempio, non solo ha avuto un effetto per la diffusione del virus, ma ha avuto anche un effetto sul cambiamento climatico. E quindi tutto il catalizzatore significa naturalmente il Covid-19 non produce il cambiamento climatico, ma potrebbe rafforzare il pensiero delle persone, la propensione della gente a pensare alla sostenibilità. Quindi c'è una paura che si potrebbe non tornare indietro, che si potrebbe prendere il virus durante il viaggio. Quindi ci potrebbe essere anche qualche cambiamento. Quindi potremmo anche inquadrare il caso dell'Austria, una località in Austria in cui nel 2020 c'è stata una rapida diffusione del virus. Potrebbe succedere che i viaggi di vacanza diventeranno il segreto del 2022, quindi fino al 2030. Quindi ci potrebbe essere un cambiamento drammatico, molto importante. C'è anche una teoria che dice che durante la pandemia le persone hanno cambiato il comportamento di viaggio, per esempio, hanno viaggiato all'interno del loro paese e amano quello che vedono molto di più. Quindi l'abitudine si è sviluppata l'abitudine a viaggiare più all'interno dei confini nazionali rispetto alla destinazione mediterranea.
persone. C'è di più, ma non voglio parlare troppo a lungo, ma la domanda è: il Covid-19 porterà a una reazione dei consumatori verso una maggiore sostenibilità? Il Covid-19 è il motivo per cui le persone si stanno comportando in maniera più sostenibile, quindi questo è un altro aspetto per cui potrebbe fungere da catalizzatore. Quindi bisogna pensare a questi aspetti. Io ho l'impressione che molti accademici, molti ricercatori dicono che qualcosa sta cambiando verso la sostenibilità. Questo è il momento giusto per farlo, ma non è il Covid-19 la ragione, è solo il momento giusto per farlo. Quindi noi nutriamo una forte speranza in questo senso. Quindi parliamo delle ultime stime. Io mi vorrei concentrare sul numero di viaggi che sono rimasti stabili e quelle che sono le previsioni, cioè il numero dei viaggi di vacanza che in confronto al 2019 torneranno un poco alla normalità. Noi stimiamo che nel 2030, e questa è la nostra ultima stima, ci saranno un pochino meno viaggi, meno del 70%, quindi questo potrebbe essere la storia della Germania. Poi ci sono i viaggi brevi di vacanza, continueranno a crescere. Noi avevamo 92 milioni nel 2019 e ci aspettiamo che ce ne siano 98 milioni nel 2030. Quasi 80% dei viaggi vacanza sono viaggi nazionali e ci sono poche possibilità che i viaggi in Mediterraneo avranno un'ampia fetta in queste stime. Quindi questo ci porta alle destinazioni. Vorrei concentrarmi sul viaggio nel Mediterraneo. In effetti noi possiamo dire che c'è stato un piccolo calo, avevamo il 38% nel 2019, noi ci aspettiamo di avere qualcosa come il 35% nel 2030. Che significa che la concorrenza nel mercato tedesco sarà molto più forte. Non c'è una crescita dei volumi e c'è una buona probabilità che il mercato abbia un calo. Questo significa che le destinazioni del Mediterraneo dovranno guardare molto attentamente quali segmenti si vogliono rivolgere, cioè ai viaggi mare e spiaggia, mare e sole, quindi è importante per le destinazioni del Mediterraneo. Quindi facciamo un riassunto. Il mercato dei viaggi di vacanza si sta avvicinando alla normalità, ma ancora non c'è arrivata. È una prospettiva a breve termine, che significa 2022, 2023, 2024 forse. Noi vediamo chiaramente che i viaggi viaggio tendono a essere più nazionali, macchina, appartamenti, più a breve termine, cioè di brevi soggiorni, e più basati sulla qualità che sul prezzo. Nel medio termine, quello che ci aspettiamo nel 2030, noi vediamo dei segnali molto chiari che ci sarà una crescita bassa nei viaggi aerei. Prima del Covid-19 i viaggi in aereo stavano aumentando vertiginosamente. Durante la pandemia, per l'effetto catalizzatore, vediamo che ci sarà una certa stabilità nella crescita, quindi vedremo una crescita minore nei viaggi in nave, crociera,
traveling to other continents. e poi una leggera What we riduzione can nei viaggi clearly verso see altri is more focus continenti. on Noi sustainability, vediamo un on focus maggiore immersion, sulla meaning una maggiore connecting to the sostenibilità, destination, to the immersione, culture, to the people, cioè significa connettere le and persone che content. viaggiano, i viaggiatori, alla And of cultura, course alla we lingua see del posto. more focus on digital Naturalmente communication. vediamo una maggiore This is focus sulla what we can comunicazione see digitale. Questo è from quello the che data we have at hand at the abbiamo moment and from potuto the vedere dai theories dati che we abbiamo raccolto fino work with, adesso. and yeah, Sì, that's our view on the questa è la German market. nostra visione So, del thank mercato you very much tedesco, for your quindi attention. grazie And per if la there are any vostra questions, I'd be attenzione. happy Se to take them. avete domande sarò felice di rispondere. In particolare. Thank you very much, Dirk. Grazie Dirk. Mr. Professor Rusai is quite depressed now. Hi Sorry. Dirk, sicuramente la presentazione Surely che hai appena concluso the non solo è presentation you interessante, just ma è ricca di ended is stimoli. not only interesting but is Gli rich operatori in hanno avuto una chiara stimuli. visione, non Operators solo had a nell'immediato clear ma anche nella vision, prospettiva. not only in the short term but also in the long term. Uno degli elementi One che ci ha of the incuriosito elements which raised our curiosity riguarda i nostri competitor concerns diretti. our direct competitors. In particolare nel In particular, 2022 in 2022, la Spagna dovrebbe attrarre Spain più turisti should tedeschi attract more di quanto non ne German possa attrarre tourists l'Italia. than Italy. E allora una domanda The per un esperto come te è immediata da parte dei nostri operatori. Qualche buon consiglio per intercettare una maggior fetta di turisti tedeschi? Magari cercando di competere bene col nostro prodotto, in particolare con quello della Sardegna, rispetto all'offerta della Spagna. Cosa possiamo consigliare ai nostri operatori? What could we recommend, could we suggest to our operators? Okay, I had a little bit difficulties Ho to get avuto the un po' di interpreter right because he was very, difficoltà a capire low l'interprete volume, perché il but I volume era think I got the basso, idea. però penso di aver capito, di aver afferrato l'idea. In short term, Nel breve there termine is two things: ci sono due cose: security, sicurezza, meaning che no significa virus, good hygiene, and that. nessun virus, buone condizioni igieniche, And second is e la seconda, availability, la disponibilità, because availability perché la disponibilità è is the main barrier for la traveling. principale barriera per From 2020. viaggiare dal 2020 in poi. Then in the midterm, Nel medio termine I think it io is a clear credo che ci sia una on chiara concentrazione quality, sulla qualità, less air travel, meno viaggi aerei, che significa accessibility by train, by ship, l'accessibilità per treno o con la nave, col treno con la nave, and immersion, immersione, cioè getting a connection creare una to the connessione destination. con la destinazione. Dirk, Bene. when you talk about immersion, Quando parli di you are immersione, talking of stai culture, parlando di cultura, active segment of tourism, nel food segmento food di, in certo also. segmento di turismo come il cibo, la gastronomia per esempio. Yes, now I have the Sì, interpreter very loud and adesso clear, abbiamo but he was l'interprete Italian. più chiaro, però era italiano. Sorry about lui that. non sentiva me. But still, the question is, what does immersion mean? Sicuramente la domanda è che cosa means- significa immersione. L'immersione significa That people che le persone take care of where they go. si preoccupano di dove vanno. It's not that a beach is Non è a che beach, una spiaggia è and it does semplicemente not una matter spiaggia whether it is in Turkey, in e Spain, non in importa che Italy sia in or in Greece. Turchia, Spagna, Italia o Grecia. It does matter because there are Però different importa cultures, invece different perché landscapes, sono differenti different culture, diversi paesaggi, traditions, una diversa gastronomia people behind e diverse persone dietro alla spiaggia. And to say one thing,
Vi posso dire una You in cosa. Italy and Qui on the in island of Italia, Sardinia, e in particolare in Sardegna, you have a good chance avete una to make buona this connection, possibilità di creare questa to connessione, allow immersion. di permettere che la immersione avvenga in confronto alla Turchia, alla Grecia, per esempio, Because still Italy is perché almost a neighboring l'Italia country for us. è Almost. ancora un paese vicino, confinante. Thank you, very clear. Grazie Dirk. Grazie, molto chiaro. molto Thank chiaro. you, Grazie, Dirk, Dirk. very Come al clear. solito la tua testimonianza è straordinaria. Your Ci hai veramente dato degli elementi molto report interessanti. was E credo extraordinary. che You anche i nostri gave operatori, us very Antonio, interesting hints, abbiano and un I grande think giovamento. that Possono fare our tesoro di tutti i suggerimenti che abbiamo operators ricevuto da can, Dirk really e soprattutto use possono the trasformarli in hints linee and di prodotto. Sono suggestions suggerimenti they molto had, and chiari they can che danno il transform them in contorno del product prodotto da lines, offrire because e you are anche very di tutte le clear, connessioni and they territoriali can improve per la the product they comunicazione offer, che potranno and essere also the vincenti connection, anche per territorial erodere un po' di quella quota di connections, mercato will spagnola be enough che potrebbe essere to erode conquistata the dai nostri share operatori of con the l'offerta Spanish Sardegna. market, which Assolutamente. will be conquered by our Allora salutiamo operators Dirk with the Sardinian e offer. andiamo avanti So col we nostro wish programma. to Grazie ancora say to Dirk Dirk e buona and to serata. thank Dirk. Thank you. Enjoy your evening. Thank you and a good evening to all of you. Grazie, auguro una buona serata anche a tutti voi. Grazie. Bene, grazie anche a Silvia Pintus, nostra interprete. Come al solito è sempre molto precisa, molto attenta, quindi è ormai un punto di riferimento per noi. Grazie Silvia. Grazie. Quindi Lucio, Antonio, entriamo nel vivo dei nostri dati, passiamo dai dati noi della partiamo Germania. sempre da voi, da te e Gianfranco, dalle università di Cagliari e Sassari. Economia e trasporti, li mischiamo insieme per ottenere un mix che per i nostri operatori è fondamentale. Ci date sempre una visione molto, molto precisa, molto puntuale. Con Gianfranco A te la siamo parola. onorati di questa partecipazione e ormai di questo laboratorio di fatto che abbiamo inaugurato quasi 5 anni fa e che va avanti. Con Gianfranco abbiamo studiato anche questa volta i dati, abbiamo provato a dare delle risposte al sentire comune di questi mesi. Abbiamo sentito più volte affermazioni sulla stampa da parte di esponenti, di policymaker, di esponenti della politica piuttosto che della classe imprenditoriale e ci siamo fatti una nostra idea e adesso cercheremo di condividerla con tutti voi. La raccomandazione è quella di sempre. I dati sono importanti, l'abbiamo visto anche con il nostro ospite tedesco. Da quei dati noi possiamo costruire tendenze e da quelle tendenze possiamo intercettare il favore dei nostri potenziali clienti e costruire un prodotto che sia realmente competitivo. E allora ancora una volta ci soffermiamo su questi dati, inizierò io a presentare alcuni dati che chiariscono l'andamento di questa stagione, sono dati aggiornati al 2021, alcuni al 31 agosto, altri sono arrivati già alla prospettiva della terza settimana di settembre 2021 e poi lascerò la parola a Gianfranco che approfondirà il tema concentrandosi sugli aeroporti. E allora sempre iniziamo con la nostra nota metodologica. Dove sono i dati? Ce lo ricordiamo sempre perché poi al di là di tutti i dati che noi presentiamo è importante che gli operatori acquisiscano quella flessibilità e quella criticità e curiosità che gli consente di andare ad intercettare i dati in autonomia, elaborarli e quindi metterli al servizio delle loro attività. E allora i dati come sempre li andiamo a recuperare tra le fonti ufficiali, facciamo riferimento al bollettino regionale dei dati turistici, dei dati statistici, che ci dà costantemente supporto con degli aggiornamenti costanti che ci portano sempre al passo con i tempi, riusciamo ad arrivare già adesso al 31 di agosto e poi completiamo il set dei dati con altre informazioni sempre reperibili online, gratuite, di facile accesso, che riguardano i dati sugli aeroporti. Asso Aeroporti ci assiste tutti i mesi con dati aggiornati e con ulteriori upgrade in tempo reale, così come i dati del sistema portuale della Sardegna. E allora tutto questo ci porta a rispondere alle prime domande, la curiosità delle curiosità. Ce lo diceva anche Dirk rispetto alla Germania, ma nel 2021 abbiamo veramente recuperato tutto ciò che è stato perso nel 2020? Siamo riusciti, Lucio, a traguardare e quindi ad arrivare a quella soglia mentale che ci dice il peggio è passato, abbiamo le nostre grandi perdite alle spalle. Nella seconda slide, chiedo alla regia di mandare la seconda slide, focalizziamo l'attenzione su questi elementi. Abbiamo fatto un confronto tra quello che è successo nel 2019
e poi l'abbiamo paragonato al 2021, cercando poi di avere sempre questo spartiacque al 2020. E allora vediamo cosa è successo. Nel 2021 abbiamo comunque un segno meno rispetto a tutti i passeggeri, qua parliamo di trasporto aereo, trasportati nei nostri aeroporti, perché abbiamo ancora un meno 30,3%. Questo vuol dire che abbiamo recuperato, condivido quello che diceva il responsabile del settore marketing della regione, dell'assessorato, che ci ha chiaramente detto gli operatori sono positivi, hanno recuperato più velocemente di quello che si pensava. È vero, abbiamo recuperato più velocemente, non abbiamo recuperato tutto. E allora il meno 30,3% dei passeggeri ci fa capire che ancora qualcosa lo dobbiamo fare, l'abbiamo visto anche sulla Germania. La normalizzazione, le prospettive ce la danno al 2024, però aver recuperato questa buona fetta di mercato ci lascia ben sperare. Guardiamo cosa è successo però nel nostro cluster. Passeggeri nazionali e internazionali. Nazionali evidentemente sono quel meno 33% che abbiamo visto prima. Gli internazionali, ancora sugli internazionali non abbiamo recuperato completamente. Siamo ancora sotto il 67,8% rispetto a quanto abbiamo trasportato nel 2019. Allora questo è il vero dato su cui riflettere, perché è vero, ci sono state tante limitazioni. Il 2021 è stato caratterizzato un po' meno del 2020, ma comunque con soglie molto simili, da una blacklist che ha accompagnato diverse nazioni rispetto ai mercati ai quali ci siamo sempre rivolti per attivare i flussi turistici. Uno di questi era la Germania, che aveva una serie di limitazioni importanti, e questo evidentemente ci ha penalizzato, però lo dobbiamo leggere in chiave positiva con una grande attenzione alla criticità. La criticità è: i turisti non sono arrivati, la chiave positiva: li possiamo conquistare. La domanda di prima: possiamo riuscire ad erodere anche qualche quota di mercato dai nostri competitor diretti, pensiamo alla Spagna rispetto alla Germania? Ebbene sì, lo possiamo fare, però questo dato ci fa capire che abbiamo molto impegno da mettere in campo e che dobbiamo proporre delle azioni importanti. In generale il sistema perde il 44,5% dei passeggeri rispetto al 2019, quindi vuol dire anche qua nel dato totale che siamo andati molto bene sui passeggeri nazionali, un po' meno bene su quelli internazionali. In generale abbiamo ancora un po' di strada da fare. E allora Lucio, abbiamo già risposto alla domanda delle domande che ci ha accompagnato tutti i mesi, perché abbiamo sentito delle prime riflessioni già accompagnarci da giugno, un mese non sicuramente positivo, però che si orientava verso una stagione buona. Luglio con un po' più di euforia, agosto molta euforia giustificata, ma evidentemente con l'attenzione per questi dati. E allora andiamo a vedere subito il grafico degli ultimi 20 anni, perché poi ci ripromettiamo sempre, insieme a Gianfranco Fancello, di analizzare non soltanto quello che è appena successo, ma come è andato un arco temporale molto ampio, perché ci fa vedere il grande impegno che abbiamo profuso per crescere sul mercato, ma anche le criticità che abbiamo dovuto affrontare. Allora chiedo a regia di andare avanti con le slide. Vedete, la nostra serie temporale ci ha accompagnato anche lo scorso anno, è una serie temporale che parte dal 2000 e ci fa vedere che cosa è successo. Allora guardate questa grande fiammata, dove abbiamo il totale dei nostri movimenti che ci accompagna, e vedete la nostra linea rossa che ci fa vedere l'andamento del totale dei passeggeri, e poi abbiamo quella blu che riguarda l'andamento dei passeggeri nazionali, per poi arrivare a quella verde sugli internazionali. Guardate un po' la fiammata, vedete la fiammata di questo totale dei passeggeri che è salito anche forse sotto la spinta importante del movimento internazionale, poi questo grande crollo nel 2020, e allora la domanda graficamente trova subito la risposta: abbiamo recuperato tutto? No, lo vedete la risalita, che però non è una risalita sufficiente e chiarissima per l'onda verde, la nostra onda verde che contrassegna i passeggeri internazionali, ci fa subito vedere che la ripresa è stata molto molto piccola. Sui nazionali ci siamo attestati meglio, abbiamo ancora quel 33% che ci viene a mancare, e poi sul totale perdiamo quel 40%. Però vedete graficamente, perché delle volte anche con i dati sì, ci orientiamo sui numeri, ma poi la grafica ci dà una visione immediata. Sì, il recupero c'è, ma guardate ancora la strada che dobbiamo fare. Certo, senza limitazioni saremmo andati meglio, ma qua si apre, Lucio, l'altro grande interrogativo. È vero che le limitazioni non hanno consentito ai turisti internazionali di ritornare ai livelli del 2019. Ci ha consentito nello stesso tempo di fidelizzare di più il turismo nazionale. L'abbiamo visto anche in Germania, è un fenomeno, una tendenza che ha riguardato tutti gli stati. Non posso viaggiare, mi concentro a riscoprire il territorio dove vivo, quantomeno o almeno la nazione in generale. E allora anche questo ci deve
far guardare con attenzione al futuro, tutti positivi, ma guardate anche la Germania, quello che ci ha detto appena adesso Dirk, la prospettiva è che nel 2030 ci saranno più viaggi interni rispetto ai viaggi esterni. Ora il 2030 è lontano, lavoriamo tutti di anno in anno per rendere più competitivo il nostro prodotto, ma evidentemente è un elemento che dobbiamo guardare con grande interesse, non con paura ma con interesse, perché visti questi dati non è inverosimile che un grande impegno da parte del sistema Sardegna per posizionare un prodotto competitivo di qualità, dove la qualità è fatta di tutte quelle determinanti che sono l'immersione, la capacità di rendere più vicini i territori rispetto alla domanda del turista, la qualità in senso intrinseco del prodotto che viene offerto, ma anche la capacità di innovarsi. Allora, con tutti questi elementi che possono rappresentare le dimensioni del prodotto che andremo ad offrire sul mercato e non soltanto su quello tedesco, magari queste curve potrebbero riprendere un andamento più che positivo. E allora, andando avanti con le nostre slide, qua vengono rappresentati gli andamenti ancora in modo più chiaro del trasporto aereo e quindi dei passeggeri, sempre divisi nella componente nazionale, internazionale e totale, per vedere esattamente le differenze tra 2020 e 2021 e 2021 e 2019. E anche questo risponde un po' ad una delle domande classiche, perché tante volte nell'arco di questi mesi si è approfondito il tema. Siamo andati molto meglio rispetto al 2020. Bene, andare meglio rispetto al 2020, Lucio, significava uscire dall'emergenza. E sì, lo possiamo dire serenamente, siamo usciti dall'emergenza immediata. Però poi è doveroso fare il confronto col 2019. Ecco perché, al di là della tendenza generale della nostra curva, ci siamo di nuovo soffermati su questo doppio andamento, perché ci fa vedere in modo chiaro come rispetto al 2019, l'abbiamo detto prima, abbiamo ancora da recuperare. Ecco, recuperare significa partire anche da alcune eccellenze. Vi anticipo un elemento che approfondirà Gianfranco. Sui 3 aeroporti abbiamo avuto sicuramente una ripresa netta, non determinante e quindi non in grado di recuperare il 2019 per effetto dei passeggeri internazionali, ma ci sono dei distinguo. Ci sono stati alcuni lanci stampa normali, e soprattutto perché anche l'euforia va gestita e anche la comunicazione va resa intelligibile rispetto al mercato, che hanno parlato di alcune riprese, di alcuni momenti di ripresa importante nel corso del 2021 e in particolare nel mese di luglio. E allora ci siamo tolti anche questa curiosità, Lucio. Abbiamo voluto capire se effettivamente il mercato già a luglio ci dava questi segnali di grande ottimismo. In effetti sì, è successo che in alcune giornate in particolare l'aeroporto di Olbia, piuttosto che il porto, in particolare il porto di Golfo Aranci, hanno fatto segnare dei picchi dove i movimenti di alcune settimane, in particolare di giornate all'interno dei weekend, hanno fatto segnare numeri addirittura superiori al 2019. Ora è evidente che questo dato lo diamo per giustificare anche quei lanci stampa e per far capire agli operatori che quel lancio corrispondeva ad una notizia reale, ma quella notizia reale poi andava contestualizzata. Una giornata di picco all'interno di questo andamento turistico non significa aver avuto una ripresa, però per il buon umore, per l'umore, per la prospettiva di tutti è sicuramente un elemento importante. E allora, fermandomi su questi dati per non togliere spazio a Gianfranco, io do la parola al collega Gianfranco Fancello per approfondire l'andamento dei diversi aeroporti della Sardegna e quantomeno presentare in linea generale i dati che poi approfondiremo. Abbiamo ancora 3 appuntamenti e abbiamo tante curiosità da condividere con voi e ancora tanti spunti che ci guideranno in questo percorso di riavvicinamento ad una normalità del mercato del 2022. Lucio. Professor Fancello, ci sei? Sì, grazie Lucio, grazie a tutti, saluto insomma, gli ascoltatori, i radioascoltatori, i telespettatori, perché ormai siamo su più media in diretta, quindi mi fa piacere, poi ovviamente gli ascoltatori del web. Ritrovo con piacere un po' tutti gli amici qua di questa nuova edizione del Sardinia Tourism Call to Action. Vado velocemente, i ringraziamenti li faremo alla fine. Per completare un po' quanto diceva Antonio, non so se voi vedete già la mia presentazione condivisa. Dunque, adesso sì. Ok, non so se sia dovrebbe essere già in modalità schermo intero. Allora, partiamo, cioè continuando su quanto diceva Antonio, cioè sulla domanda delle domande.
abbiamo voluto comparare quanto è successo in Italia con quanto è successo in Sardegna. Io mi concentrerò in particolare, Antonio ha fatto vedere lo schema sugli ultimi, su un lustro e su un periodo molto più grande, su 20 anni addirittura. Io invece mi concentro sugli ultimi 3 anni, che è poi il focus di molte delle analisi che stiamo facendo. 19, 20 e 21, guardate, il sistema Italia in generale, come il numero di passeggeri movimentati, quindi mi riferisco solo al trasporto aereo, potete vedere come nel 2021 quello interessante da analizzare è la curva nera, che individua qual è la percentuale di variazione tra il 19 e il 21. Bene, potete vedere che ad agosto, che è agosto 2021, che è stato letto come un po' la ripartenza e l'annullamento dei deficit avuto durante il periodo della pandemia, in Italia in realtà abbiamo avuto globalmente in Italia un meno 35% rispetto ai movimenti 2019. Bene, se in Italia abbiamo avuto un meno 35% quando ad aprile era circa un meno 90%, in Sardegna si è andati molto meglio, perché in Sardegna questa variazione tra il 19 e il 21 è inferiore al 10% e ad aprile era il 90%, era l'82%. Quindi praticamente ad aprile eravamo in linea con quanto avveniva sul resto del territorio nazionale, e la Sardegna, diciamo, da questo punto di vista è stata, e si vede anche dalla pendenza della curva, molto più performante rispetto al sistema Italia. Quindi già questa è una prima notizia. È vero però quanto diceva Antonio, cioè ovvero che siamo riusciti a recuperare solo ad agosto, ma nel resto del periodo dell'anno questo non è avvenuto. Qui la slide purtroppo è tagliata, ma faccio vedere 2 grafici. Quello in alto si riferisce al numero di movimenti, cioè il numero di aerei che sono arrivati in Sardegna, mentre quello in basso si riferisce al numero di passeggeri. Guardiamo il totale, questo è il totale Sardegna, verde 19, rosso 2020, giallo 2021. Bene, potete notare in alto che il numero di movimenti che abbiamo avuto ad agosto in Sardegna, movimenti aerei, è intorno ai 16.000 e quindi supera addirittura il dato del 2019 di pochissimo, ma lo raggiunge, mentre non lo raggiunge globalmente come numero di passeggeri, e siamo un po' al di sotto, ne accennava anche Antonio precedentemente nella sua slide. Ma quello che è importante notare è come invece poi la sofferenza, vedete un po', ci sia stata durante tutto l'anno, quindi noi le differenze poi le dobbiamo fare rispetto all'anno intero. Da chi è attribuibile? Certamente non ai passeggeri nazionali. Vedete, i movimenti nazionali è il numero di movimenti nazionali, quindi sempre il numero di voli rispetto al numero di passeggeri, e qui si vede molto bene come rispetto al 2019 in realtà rispetto ad una domanda di passeggeri nazionale in Sardegna, sia come numero di movimenti ma soprattutto come numero di passeggeri, abbiamo superato ad agosto, già a luglio e ad agosto poi i valori del 2019, quindi con una crescita repentina. Ciò non è avvenuto e invece, e quindi qui abbiamo fatto vedere una cosa interessante, che è il numero di passeggeri volo nazionali. È interessante questo perché qui mi dice più o meno quanti passeggeri voli si aveva a livello nazionale. Vedete, nel 2019 la retta è costante, è orizzontale, cioè significa che c'è stata una pianificazione strutturata tra l'offerta e la domanda, e quindi la retta è orizzontale. Invece il 2020 ha avuto questo andamento rosso molto altalenante, nel 2019 ci si è adeguati repentinamente alla crescita della domanda, arrivando a pareggiare il 2019. La vera domanda delle domande è a settembre, ottobre cosa succederà? I dati, siamo ancora a settembre, non li abbiamo ancora, ma al prossimo webinar probabilmente già i dati di settembre sul nazionale e anche sugli internazionali ci mostreranno la tendenza. Il problema è la questione sui movimenti internazionali, sia sul numero di movimenti, ma guardate il gap sul numero di passeggeri, quindi il problema è rilevante sia sul problema, la grande perdita si è avuto sugli internazionali e gli interventi che mi hanno preceduto l'hanno evidenziato, come sugli internazionali addirittura ci sia passati da un circa 630.000 passeggeri ad agosto nel 2019 a poco più di 350.000 nel 2021 ad agosto, quindi ben lontani dalle quote di quel periodo lì, e lo testimonia anche, vedete, l'andamento abbastanza
strutturato variegato del 2019. Vi voglio far vedere del passeggeri volo tra 19 e 21. Vi voglio far vedere solo una cosa. Guardate qui questa coda a sinistra. Il 2020 l'anno scorso era partito benissimo, anche come numero di passeggeri volo e quindi lasciava presagire una stagione anche di ampia prospettiva e fluidità anche nel periodo in quelli che tradizionalmente sono i periodi più bassi per il trasporto internazionale, cioè periodi di gennaio e di dicembre. Poi purtroppo è successo quel che è successo, quindi quello può essere però preso come elemento di riferimento. Vediamo un attimo i tre aeroporti per concentrarci negli ultimi 2 minuti sul trasporto per la Germania. Questo è il totale dei passeggeri internazionali che vengono fatti nei 3 aeroporti, Olbia, Cagliari e Alghero. Anche qui abbiamo preso anche il dato 18, 19 e 20 e quel poco che c'è naturalmente del 2021. Naturalmente il dato del 21 si riferisce solo alla prima parte dell'anno. Da notare una cosa, che il tema degli internazionali era stabile o in crescita, abbastanza leggermente in crescita su Olbia, 1,5 milioni contro 1.544.000 tra 18 e 19, Cagliari in forte crescita, Alghero costante. Rispetto a questo panorama degli internazionali, come si colloca, oggi parliamo di Germania, il mercato della Germania. Il mercato della Germania, per quanto riguarda i 3 aeroporti, è il primo mercato internazionale. I dati 18, 19 e 20 pubblicati dall'ENAC ci dicono che globalmente in Sardegna nel 2018 sono arrivati 700.000 tedeschi, nel 2019 erano 888.000, quindi con un incremento, e nel 2020 sono crollati, per i motivi di cui ci parlava Dirk poc'anzi, a 193.000. Vedete qui la ripartizione, che è una ripartizione che poi vedremo anche nelle frequenze dei voli, dove Olbia diciamo raccoglie la parte maggiore rispetto a Cagliari, rispetto a Alghero, ma tutti e 3 gli aeroporti, per tutti e 3 gli aeroporti la Germania rappresenta il primo mercato, quindi è il primo mercato di riferimento. Quindi la domanda di cui parlava Antonio è che ha posto a dire che è significativa. Come si colloca la Germania rispetto al resto? In alcuni casi, per esempio nel 2000, guardate qui, c'è l'istogramma completo, rappresenta l'intera quota degli internazionali, mentre la quota gialla rappresenta la quota della Germania e il numerino rappresenta la percentuale rispetto al totale degli internazionali dei tedeschi, quindi della quota della Germania. Vedete che rispetto nel 2019 era il 32% la quota di tedeschi rispetto all'internazionale, nel 2018 ad Olbia era del 27%, il 36% nel 2020 per Olbia, ma naturalmente con quote molto più basse. Percentuali rilevanti su Olbia, su Cagliari le percentuali sono più basse, 22, 23 e 21, abbastanza simile ad Alghero, che negli ultimi 2 anni percentualmente si è messa alla pari, simile alla pari rispetto a Cagliari, partiva da una quota più bassa, cioè Alghero serviva meno fino al 2018 alla quota della Germania, rivolgendosi prevalentemente verso altri mercati, infatti era solo il 13%, è aumentata nel 2020 percentualmente, che è nel 2019 al 20%, per poi rimanere al 20% nel 2020. Questa è la sintesi per quanto riguarda tutta la Sardegna, e quindi generalmente il mercato il mercato tedesco rappresenta per la Sardegna già da 2 anni circa il 27% del totale degli internazionali. Come viene servito? Questa è l'ultima slide. Abbiamo preso l'ultimo, sarebbe stato troppo complesso presentare i dati di 3 anni, abbiamo preso quello che è successo nella stagione estiva, che sta ancora succedendo perché alcune linee, alcune di queste rotte sono ancora presenti sugli aeroporti. Vedete che l'offerta maggiore viene garantita da Olbia, e quindi quel dato di Olbia non è evidentemente, non viene fuori per caso, ma viene fuori da una programmazione rilevante. Quello che vi vorrei far notare è una cosa interessante, cioè che le frequenze settimanali sono spesso rilevanti. Il 7 vuol dire che lo fanno tutti i giorni, e il 6 volte la settimana, mentre i valori più bassi, quindi il numero di volte che vengono fatte durante la settimana. L'altro aspetto importante è capire quanto è diffuso sul territorio nazionale tedesco, e quindi diversi aeroporti coinvolti significa una maggior diffusione, una maggior penetrazione sul territorio. Olbia in particolare, Cagliari in maniera diversa. La differenza tra Cagliari ed Olbia sta sul fatto
che, come vedete, la partenza di Olbia, tranne alcuni casi, è maggiormente legata al periodo estivo, mentre su Cagliari percentualmente abbiamo un numero di aerei e di voli che partono un po' prima, quindi ne abbiamo già diversi per maggio, per giugno, quindi abbiamo invece 2 su marzo e poi il resto tra maggio, giugno e luglio. Alghero ne ha solo 2, quindi quel basso valore di Alghero. Abbiamo Francoforte e Monaco con 2 voli Ryanair che hanno però una standardizzazione 2 frequenze settimanali dal 1 maggio al 30 di ottobre. Questo è in sintesi un po' il quadro di quanto offre in questo momento e di come la Sardegna si rapporti al mercato tedesco. Nelle prossime puntate, nei prossimi webinar, oltre ad affrontare i diversi mercati di riferimento, come vi ha spiegato Lucio prima, andremo a fare anche qualche approfondimento sui voli e sulle relazioni che hanno riguardato singolarmente i 3 aeroporti sardi e i singoli porti sardi. Poi naturalmente siamo benissimo, Gianfranco. Mettiamo a disposizione. Grazie mille. Molto bene, grazie. Credo che abbiamo riniziato con delle fondamenta solide. Quando si parte dai dati, credo che per tutti gli operatori sia un ottimo spunto. C'era una domanda dal pubblico riferita ai fattori come disponibilità di posti, quindi posti offerti o pricing. Rispondo io velocemente perché siamo un po' indietro. Allora, la disponibilità per quanto riguarda soprattutto l'aeroporto di Olbia, quindi i posti offerti messi in campo dalle compagnie aeree sono stati molto interessanti. Abbiamo avuto degli incrementi addirittura rispetto al 2019 in alcuni periodi. Quindi i vettori non si sono tirati indietro, i vettori hanno caricato di capacità il sistema. Sul pricing devo dire che non ci sono state segnalazioni particolari. Il dato nostro dell'aeroporto di Olbia, che sostanzialmente ad agosto abbiamo matchato il dato del 2019, dimostra che c'era una forte domanda. Verissimo è crollato il mercato internazionale, però insomma abbiamo anche delle ottime aspettative di ripresa. Il mercato tedesco a settembre sta reggendo bene, su ottobre ancora non abbiamo proiezioni affidabili, però tutto sommato disponibilità e pricing non sono stati un ostacolo, quindi il dato importante è che la ripresa c'è e sicuramente andremo verso un orizzonte positivo. Ecco Lucio, un elemento da monitorare, perché sappiamo tutti che il pricing potrebbe risentire di qualche effetto degli andamenti del mercato degli anni precedenti, e quindi vuol dire che tutti gli operatori, tutti noi dobbiamo stare attenti a monitorare il mercato per vedere cosa succederà non tanto nel 2022 ma in prospettiva 23-24. Ci sono alcune interviste rilasciate dagli amministratori delegati delle principali compagnie aeree, cosiddette low cost, ma ormai aperte ad un mercato trasversale, che lasciano intravedere la possibilità di aumenti generalizzati nel corso del tempo, e quindi monitorarli significherà anche essere consapevoli che il volo aereo dovrà rappresentare un elemento importante nella scelta del viaggio, ma non dovrà rappresentare la determinante, e quindi lì torna in gioco di nuovo la qualità del prodotto, richiamando quello che ci ha detto il nostro illustre ospite in apertura. Ottimo. Antonio, direi che possiamo passare a questo punto al nostro amico Josep Yark, è l'ombre della Catalogna. Come stai, Josep? Abbiamo un problema audio, attendi un secondo. Hai il microfono disattivato, mi dicono. Prova un po' adesso. Mi sentite? Ora sì, Forte vai. e chiaro. Perfetto. Buon pomeriggio a tutti, ciao Lucio, ciao Antonio. Antonio, io purtroppo devo darti una brutta notizia. Scusa se posso, Joseph, se posso. Vedi, adesso Sono arrivano le Robert, brutte notizie, Joseph. da lontano. Ma è possibile che sei al 25esimo webinar e non hai ancora imparato a attivare il microfono? Questa è una cosa incredibile, veramente. So perché ti dica, sono un maschietto non molto intelligente, non sono intelligente. Dai. Dai, dicevo, mi dispiace per il buon Antonio Usai, perché se ti ha in qualche maniera messo un po' di depressione i dati del nostro Dirk, io purtroppo contribuirò in qualche maniera, senza volere ovviamente, a darti un pochettino più di, come dire, di amarezza, vedendo come sono andate le cose per i nostri competitor. Ma confido anche nelle soluzioni, Joseph, quindi tu ci darai amarezza e soluzioni insieme.
Ci proverò, però osservando cosa hanno fatto qualcuno dei nostri competitor, qualche pista avremo. Vorrei andare a condividere, avvisatemi se... eccoci qua. Mi sa che abbiamo qualche problema. Sta caricando, dicono, dalla regia, quindi dovresti esserci. Vai pure. Ok, beh, mercato diciamo tedesco e Sardegna, i dati che sto per, in qualche maniera per darvi sono fondamentalmente più che diciamo idee iniziali che c'erano sulle realtà. E la realtà è che abbiamo avuto un mercato, la grande diciamo novità di questo anno per quanto riguarda il mercato tedesco è il mercato tedesco storicamente è un mercato prevedibile, più o meno si sa come va, le tendenze eccetera. Questo ha saltato questo anno per tutti i motivi che noi sappiamo, però ci sono delle conseguenze, alcune ce le ha dato già molto chiaramente insegnato o mostrato in qualche maniera a Dirk. Vediamo cosa è successo. Quali erano le aspettative, diciamo, prima dell'estate, a maggio? Beh, i tedeschi, il 27% più o meno, aveva l'idea molto chiara di voler fare una vacanza balneare. Poco sull'ambito, diciamo, urbano, città, culturale, un pochettino sulle crociere e cresceva in qualche maniera anche l'interesse per quanto riguarda la natura. Questo si traduceva in qualche maniera però su due elementi importanti da considerare, cioè c'era una voglia evidente di vacanza, ma si stava già delineando, stiamo ragionando sui dati fino a maggio, che diciamo il 50% voleva andare chiaramente all'estero, con una crescita rispetto ai mesi anteriori, ma si manteneva stabile tutto quello che era la gente che aveva l'idea molto chiara di rimanere in Germania, e questo è un fattore importante che dovremo di considerare. Qual era il quadro? Il quadro è che... Giuseppe, perdonami, c'è un problema tecnico, c'è una finestra che dovresti chiudere, che lascia un riquadro grigio, esatto, bravo, vai pure. Ok. Grazie, scusate. Qual era l'interesse in qualche maniera per la tipologia di vacanza del mercato? L'abbiamo visto. Qual era il quadro? E il quadro fondamentalmente è che il mercato tedesco era fermo, che non succedeva. C'era molta voglia di vacanza perché la vacanza è, diciamo, in Germania, dopo il consumo abituale, diciamo, di cibo, se uno non cambia casa o non acquista una macchina è la spesa più importante di una famiglia. Cosa che accadeva era che avevamo un stallo nelle prenotazioni per timori, anche con un elemento positivo, il mercato stava risparmiando e aveva voglia di investire, di spendere in vacanza. E quello che il quadro si manteneva è che la vacanza balneare continuava a essere il primo interesse, ma dobbiamo considerare che per il mercato tedesco la vacanza balneare include anche l'andare sui laghi. Questa è diciamo, una caratteristica di questo mercato che noi non abbiamo in Italia. Bene, andando avanti su questa impostazione, noi ci troviamo sul fatto che diciamo il mercato tedesco come outgoing, le aspettative però hanno cambiato, e lo ha detto in qualche maniera già prima Dirk, cresce l'interesse di andare in vacanza per quanto riguarda all'autunno e all'inverno, cioè c'è un incremento, come vedete, del 9% rispetto all'anno scorso, cioè in questo momento il 72% dei tedeschi pensano in fare una vacanza breve o lunga e nel periodo invernale, cioè da oggi in qualche maniera fino a marzo-aprile. C'è un'esplosione in questo momento di prenotazioni. Chi sta in qualche maniera portando a casa i maggiori risultati sono le isole Canarie in questo momento, perché c'è molta voglia di vacanza invernale. Questo vuole dire anche un elemento interessante, che è questo, scusate, eccoci qua. Qual è l'interesse del mercato in questo momento? Continua a essere la vacanza balneare. Questo è un elemento importante, ma cresce sicuramente anche l'interesse per la natura e per l'outdoor. Questo ci porta però a un elemento importante: cresce la voglia del turista tedesco in questo momento per andare all'estero, ma allo stesso tempo cresce l'interesse per fare la vacanza breve, in qualche maniera legata alle destinazioni domestiche.
Quali sono i cambiamenti più importanti che stiamo già osservando nel comportamento della domanda turistica? In qualche maniera c'è una incertezza, in qualche maniera ha avuto, ma si è prodotto e è entrato nel modo di pensare dei tedeschi, e questo è un fattore importante, è il ritardo nelle decisioni, cioè il gap fra l'ispirazione e la decisione. Prima del Covid era molto vicino, si prenotava, come sappiamo tutti, nel caso tedesco si decideva con molto anticipo, questo non è così. Si osserva anche, questo è interessante, un recupero del pacchetto del turismo organizzato, che in questo momento, per quanto riguarda questo anno, ha cresciuto il volume di gente che ha viaggiato o che ha comprato le vacanze tramite i tour operator. C'è un fattore importante, è stato la sicurezza come un elemento determinante, ma soprattutto la riscoperta di Germania come destinazione di vacanza, e in particolare la crescita degli arrivi turistici sulle loro proprie coste, le coste del Mar Baltico, che a noi in qualche maniera non ce lo sembrano, perché lì si comincia già a parlare dell'estate baltico, cioè in qualche maniera le isole di Sylt e altre destinazioni stanno incrementando e si stanno consolidando. Cambia, come già ho detto, questa logica della pianificazione della vacanza, e considerare che si farà in qualche maniera maggiore numero di vacanze brevi per quanto riguarda nel resto dell'anno. Questo ci porta anche a ragionare su un altro aspetto importante: come si è comportato. Osserviamo questo dato, cioè la ricerca di voli per destinazioni. Noi osserviamo già dall'inizio di gennaio fino al 1° di agosto che in realtà la ricerca fondamentale erano di voli per andare, come vedete, in Spagna, ma osservate la crescita importante della Grecia, che è stato la novità in qualche maniera questo anno, e anche ovviamente l'Italia, che è un paese che continua a essere interessante. Tutto dipendeva però da un elemento importante, da un fattore del Robert Koch Institute, che era il soggetto che monitora e determina in qualche maniera i livelli di pericolosità dei paesi. Loro avevano stabilito delle blacklist con 3 livelli, e questo significava che, per esempio, nel caso spagnolo era in blacklist, ma non tutte le regioni, non tutte le zone. Lo stesso succedeva nel caso della Grecia, e questo è stato molto importante per determinare anche i flussi dove sono andati. Cosa è accaduto? Guardate, questo stiamo già parlando di prenotazione, cioè di vendite effettive. Da gennaio a luglio le vendite, chi in qualche maniera le liderava la Turchia. Come vedete, il 23,6% dei turisti che hanno fatto la vacanza sono andati in Turchia. Spagna stava sul 21%, la Grecia sul quasi il 20%, Germania, vedete il livello altissimo, non era successo mai. Noi come Italia nel periodo del gennaio a luglio come vendita abbiamo in qualche maniera ricevuto il 4,8% dei turisti. Però succede una cosa importante: quando ragioniamo da giugno a settembre, a partire del mese di finale di luglio, inizio di agosto, cambia. Perché? Perché la Germania modifica le liste, e questo vuole dire che in qualche si aprono determinati mercati. Non è più vietato o necessario fare tanti giorni di quarantena, e in quel momento succede il sorpasso della Spagna, che prende il 23% totale delle vendite. Più o meno leggermente la Turchia, che continuava a tirare fortemente, e come osservate cresce anche la Grecia, diminuisce la Germania in qualche maniera, mentre che il resto di paesi, Egitto, piuttosto che anche noi come Italia, più o meno continuiamo uguali. Ma andiamo a vedere, con questo molto interessante, i nostri competitor, i competitor della Sardegna. Cosa è successo? Beh, la destinazione prioritaria questo anno per i tedeschi è stata la Turkish Riviera, la zona di Antalya, per capirci in qualche maniera. Secondo, Mallorca, come vedete, si è portato a casa il 13%. La parte greca, cioè Creta, Rodi, Kos, eccetera, vedete che ha avuto anche dei flussi importanti. Cioè abbiamo avuto una situazione di competizione molto agguerrita, dove, attenzione, tutti hanno avuto la Germania come competitor, cioè il turista che è rimasto in qualche maniera, però quello che stiamo osservando è una concentrazione, una crescita del flusso turistico su determinate destinazioni, che ha una spiegazione che dopo vedremo. Noi, come destinazioni italiane, come vedete,
Fondamentalmente siamo un po' in difficoltà, il Veneto è la destinazione che ovviamente ha avuto in qualche maniera una capacità di attirare maggiore numero di turisti, fondamentalmente in questo caso per l'accessibilità ovviamente attraverso la macchina. Stiamo parlando fondamentalmente di due grandi bacini di mercato, uno è ovviamente la Baviera e l'altro è il Baden-Württemberg. Cosa è accaduto? Anche il fatto per quanto riguarda le ricerche, la estrema volatilità che vedete comparativa di un anno verso l'altro. Cosa hanno fatto i nostri competitor? Come hanno portato a casa questi risultati? Bene, fondamentalmente, molto velocemente, vediamo il caso della Spagna. Loro si trovavano fino a metà del mese di luglio con una situazione molto complicata, cioè erano diciamo un paese messo come blacklist per quanto riguarda al mercato, diciamo alle raccomandazioni del mercato o delle autorità tedesche. Hanno partito con investimenti pubblicitari mirati al mercato tedesco molto forti, attivando pressioni politiche per rimuovere o per abbassare, diciamo, il livello di, chiamiamolo, di pericolosità delle Spagna o delle destinazioni spagnole sul mercato tedesco. Hanno lavorato velocemente, come vedete, a metà giugno facendo una fiera virtuale che era la Spanish Leben, con diciamo la idea di attirare l'interesse agenti di viaggio, tour operator, eccetera. Ma hanno fatto di più, si sono concentrati fondamentalmente con una strategia promozionale in coordinamento con gli operatori. Questo è interessante perché a livello nazionale si è puntato sulla sicurezza con una campagna e delle misure, diciamo, nazionali che rispondono a questo concetto che vedete qua, Spain Travel Safe. Ma i principali operatori turistici, le principali catene alberghiere, gli alberghi, hanno applicato i protocolli di, diciamo, di prevenzione alla tedesca, che non sono esattamente uguali né agli spagnoli né anche ai nostri italiani. Per esempio, la distanza di sicurezza da noi è 1 metro, per i tedeschi cambia un pochettino di lander a lander, però in qualche maniera è un pochettino di più. Cioè hanno fatto diciamo un prodotto mirato specifico per quanto riguarda al mercato tedesco. Hanno puntato molto non soltanto sul turismo, visto che una delle problematiche era la paura alla massa, hanno lavorato fondamentalmente su una strategia di comunicazione mettendo molto in risalto tutto quello che è la proposta per l'undertourism, promuovendo, come vedete, dal turismo naturalistico, il turismo balneare ma sportivo, eccetera, eccetera. Ma non solo, andiamo a vedere un focus specifico su Mallorca. Mallorca si è mosso, diciamo, molto in anticipo e loro, diciamo, a partire del mese di giugno si trovava, ribadisco, in blacklist, hanno fatto delle pressioni in modo che già a metà di giugno sono riusciti a farsi levare, diciamo, la classifica di destinazione pericolosa, cioè si è permesso andarci ai tedeschi. Hanno fatto un forte investimento pubblicitario con azioni, come vi dicevo, diciamo di stampo politico, di incentivazione ai tour operator, con azioni di public relations con i media, con delle contatti, presentazioni, eccetera, e anche hanno stabilito la possibilità, diciamo, per i turisti tedeschi che nella ipotesi che si prendessero il Covid in Mallorca, tutte le spese di rimpatrio, eccetera, eccetera, sarebbero state a carico dell'amministrazione, diciamo, regionale. Beh, non è stato l'unico. Andiamo a vedere la Croazia. La Croazia è partita in quarta, molto agguerrita, e quello che ha fatto è una strategia di, diciamo, di comunicazione molto forte, cioè utilizzando i turisti che erano, diciamo, simulando in qualche maniera i turisti che erano andati in Croazia nel 2020. Come vedete qua degli esempi con delle interviste, dei filmati, eccetera, cioè cercando di andare a diciamo in qualche maniera non preoccupare i tedeschi, cioè al fatto di dire guarda, siamo stati bene qua, sono sicuri, si preoccupano, io te lo garantisco. Hanno lavorato molto intensamente sull'ambito social con delle azioni di public relations molto focalizzate al concetto, alla strategia nazionale Safe Stay in Croazia, con delle misure specifiche.
Questo ha significato risultati ottimi, perché nel 2021 i dati fine agosto implicavano che loro hanno ricevuto più di 2 milioni di arrivi dalla Germania. Vero che lì fondamentalmente stiamo ragionando, come diceva giustamente Dirk, con il turista che arriva con la propria macchina, seppur una parte non indifferente anche di traffico aereo. Questo ha rappresentato un 52% di crescita di arrivi tedeschi rispetto a quelli registrati nel 2020. E non soltanto questo, vediamo la Grecia. La Grecia, devo dire che è una sorpresa. Storicamente i greci erano molto turisticamente e anche dal punto di vista di marketing turistico, tradizionalmente ancora più casinisti di noi italiani. Hanno imparato la lezione, hanno sviluppato già nel 2020 una strategia che stanno applicando, che è quella che vedete qua di All You Want is Greece, molto incentrata, la manterranno fino al 2023, dove hanno fatto un'azione importante già a partire del mese di maggio-giugno, di pressione politica, movimenti eccetera, per il fatto di essere tolti delle blacklist o abbassarli. Loro in qualche maniera hanno facilitato, hanno voluto per i tedeschi il fatto che questi arrivassero senza bisogno di quarantena eccetera. Hanno lavorato molto, perché loro dipendono molto del tour operating, su fan trips, invitando agenti di viaggi, tour operator eccetera. E per esempio, questo interessante, si sono portati a casa la conferenza, l'assemblea della DAV, cioè dell'associazione delle tour operator e agenzie di viaggio tedesche, che è un elemento importantissimo, non era stato mai fatto prima in Grecia. Lo hanno, se la sono portata e sarà fatta a ottobre di questo anno. E questo ha avuto già dei risultati interessanti. Loro hanno fatto un'operazione, direi, molto intelligente, sono riusciti a posizionare il mercato tedesco-Grecia come una premium destination. E l'effetto lo vedete qua, i prezzi. Mediterranean Hotel Price Variation, come sono cresciuti? Osservati i prezzi di media che abbiamo avuto noi in Italia, in Spagna, in Turchia, eccetera, eccetera. Vedete l'incremento dei prezzi, per esempio, nel caso di Grecia, tariffa media 163 euro, ha comportato un incremento del 31% dei prezzi negli alberghi di 4 stelle. Se osserviamo quelli di 5 stelle con una media di 292 euro, un incremento del 47%, cioè sono riusciti a vendersi, a strutturare una proposta e a vendere questa proposta nel mercato in un modo che in qualche maniera ha trasmesso l'immagine del mercato tedesco di destinazione premium, e ovviamente il mercato lo ha premiato. E andiamo a vedere la Turchia. Per la Turchia il mercato tedesco è importantissimo. Loro hanno fatto una strategia mirata per sedurre il mercato tedesco, per loro è fondamentale, dove hanno lavorato in qualche maniera considerando quello che era la principale interesse o preoccupazione del mercato tedesco, cioè la sicurezza. Cosa hanno fatto? Hanno sviluppato, hanno applicato un programma specifico che ha consistito fondamentalmente in un elemento, cioè nella vaccinazione obbligatoria per tutti gli operatori turistici. Vedete queste immagini qua? La campagna pubblicitaria fondamentalmente che hanno fatto nel mercato tedesco è quello che vedete qua, cioè diverse persone, operatori turistici, dalla pilota al reception eccetera, dove il concetto fondamentale è goditi la vacanza da noi, io sono vaccinato, cioè ti sto dicendo stai tranquillo, sei sicuro con noi. Questo hanno permesso di fare una campagna molto aggressiva, complementata con una logica di contenzione, come abbiamo visto anche a dei prezzi, per mantenere i prezzi bassi. Si è tradotto ovviamente questo in risultati positivi, perché fino a fine agosto avevano portato a casa 3 milioni di arrivi di turisti tedeschi, che consideriamo che nel 2019 ne hanno avuto 5 milioni. Vuol dire che hanno fatto un buon lavoro. Questo ha permesso anche, questo è molto importante, il recupero del 70% della capacità aerea che c'era nel 2019, in particolare per quanto riguarda al mercato tedesco. Detto tutto questo, quali sono le conclusioni? Fondamentalmente, l'ho anticipato già Dirk,
il mercato tedesco sta cambiando pelle, ci sono degli elementi nuovi che si stanno consolidando. Dobbiamo di considerare anche un elemento importante mai accaduto prima, cioè il cambiamento nella stagionalità. Il tedesco comincia a considerare la vacanza diciamo estiva, rimanere in casa, rimanere nel suo proprio paese, nei laghi, nella costa baltica, eccetera, e andare su diciamo altre stagioni, in particolare l'inverno, che per loro è la climatologia anversa, eccetera, a fare le vacanze balneari su altre destinazioni. E quello che è evidente in questo caso è che per tutti i nostri competitor questo è un mercato ancora più ambito di quello che era. Ho analizzato velocemente questi pochi mercati che sono competitor diretti nostri come Sardegna, ma ce ne sono altri. Pertanto l'elemento importante diciamo che con il quale penso che dobbiamo di concludere è fondamentalmente quello di essere molto attenti, perché i turisti tedeschi sono estremamente ambiti, perché sono affidabili, sono stabili, un mercato in qualche maniera molto molto affidabile. E questo se ne sono reso conto non soltanto i classici, sino anche nuovi mercati del Mediterraneo, e sicuramente dobbiamo di essere, come dire, molto attenti, coccolarli di più, ma soprattutto non aspettarli e andarli a cercare, perché se analizziamo quello che hanno fatto i competitor, ha stato muoversi, andarli a cercare, premere, stare in qualche maniera molto sopra, e questo ovviamente, come abbiamo visto, ha portato dei buoni risultati per loro. Grazie per la vostra attenzione, mi auguro di avervi dato qualche informazione, seppur sono convinto che al buon Antonio le ho procurato magari qualche dispiacere. Ero preoccupato, ma in effetti mi hai rincuorato, cioè hai dato già delle soluzioni, gli operatori saranno contentissimi di seguirle, Joseph. No, tra l'altro hai anticipato una domanda che era di Davide Fancello, proprio sui canali privilegiati, quindi hai già risposto, insomma, hai dato una risposta più che esaustiva, assolutamente. Grazie Joseph, ci rivediamo per le conclusioni. Ho ancora da dare qualche risposta ad Andrea Sini, che chiedeva se parleremo anche dei flussi marittimi. Assolutamente Antonio, sì, in questa Gianfranco? occasione non l'abbiamo fatto perché focalizzandoci sulla Germania abbiamo preferito approfondire la dinamica del trasporto aereo, ma avremo tanti dati sul trasporto marittimo, tante curiosità anche in questo ambito, vedremo i picchi, la stagionalità, le tendenze nel corso degli anni e poi tutte le opportunità che potremo sfruttare. Già adesso Dirk ci ha informato che viaggiare in continuità con la propria auto per arrivare a destinazione significa, per quanto ci riguarda, iniziare a pensare a pacchetti che prevedono la nave e non soltanto l'aereo. Perfetto. Abbiamo poi una ulteriore considerazione / domanda di Anna Maria Murmura, che ci sta ascoltando dal Regno Unito, che chiede se ci saranno degli aerei in connessione, immagino, con UK per il prossimo inverno. Al momento non abbiamo tutti gli operativi, devo dire, però qualche difficoltà effettivamente c'è. Stiamo uscendo da un problema importante per i vettori aerei, quindi temo che il prossimo inverno non sarà dei migliori. Insomma, i vettori hanno perso tanto quest'ultimo anno e mezzo, per cui sono un pochino attenti alle connessioni, per cui è un po' complicato avere delle connessioni invernali. Credo che invece, ripartendo bene dalla prossima primavera, allora si possa investire. Naturalmente serve che cosa? Serve il supporto degli operatori, ci vogliono prodotti invernali, dobbiamo iniziare a vendere prodotti invernali. È altrettanto vero, Lucio, che quando mancano collegamenti diretti l'impegno deve essere ancora maggiore, perché la Sardegna non è totalmente isolata, effettivamente è difficilmente raggiungibile in alcuni periodi dell'anno, ma noi sappiamo che sull'hub di Roma piuttosto che Milano abbiamo una buona connessione con più voli durante il giorno. E allora anche questa, vediamola sempre come opportunità. L'obiettivo che ci siamo dati in Call to Action è di analizzare criticità, ma valutare come trasformarle in opportunità. Sapere che c'è un hub costante su Roma piuttosto che su Milano significa che magari nel nostro pacchetto che proporremo alla nostra amica inglese per poter arrivare più spesso in Sardegna o per fare una vacanza, se la vorrà suggerire ai suoi conoscenti, c'è anche la possibilità di inserire un itinerario un po' più ampio, però poi finalizzato con un'offerta di grande valore in Sardegna. E anche questo, Lucio, significa ragionare con le dinamiche di mercato. Non tutto lo possiamo cambiare, ma evidentemente lo possiamo gestire. Assolutamente. Vorrei fare un flash con Max e Maria Assunta.
Anche perché quando siamo andati a pranzo, Max, mi senti? Sì, ci sono. Ecco, è apparso Max. Quando siamo andati a pranzo tu hai salutato un bel gruppo di turisti tedeschi, che se non ho Sì, capito male hai ospitato da te. Ma eri per ma caso tu quella persona che cantava O Sole Mio? Quindi sei un agro DJ, ma sì. sei anche qualcos'altro. Che cosa Un fai nella canterino, vita? sì, sono un pagliaccetto, insomma, uno che si diverte quando arrivano gli ospiti, io cerco di intrattenerli a modo mio. Bevono vino, assaggiano cose buone della Sardegna. Poi il tedesco soprattutto è quell'elemento che arriva un po' ombrosetto all'inizio, un po' diffidente, tu devi eh, captare un po' qual è magari la persona che ti fa il primo sorriso, tu vai a beccare lui e da lui parte tutta una serie di cose divertenti, no? Abbiamo cantato, ballato, li ho accompagnati al cancello cantando Perdere l'amore, con la traduttrice tedesca che raccontava quello che stavo dicendo io, quello che stavo cantando. E quindi devo dire che lo stavo raccontando prima anche alla radio mentre voi stavate parlando di tante altre cose, che il turista tedesco non abbandona la Sardegna. Assolutamente, non l'ha abbandonata neanche quest'anno, c'erano tanti turisti tedeschi, vuoi perché hanno la casa in Sardegna, ma anche tanti che stanno arrivando, i gruppi, eccetera. Quindi arrivano sorridenti, si divertono ed è bello. Ho una domanda, prima di dare la parola a Maria Assunta, cioè una domanda di un ascoltatore che ci sta seguendo in streaming da Milano, proprio per te Lucio, che ti invita a prendere il posto della Palombelli su Rete 4 perché tu e i tuoi ospiti li fai parlare e non li interrompi sempre. Va bene, va bene. Allora, Quindi, passiamo diciamo il c'è suggerimento Maria a... Assunta che forse voleva dirvi qualcosa, Ecco, però. sentiamo Maria Assunta, dai, facciamo... No, io volevo ricordare a chi sta seguendo e anche ai telespettatori, ai radioascoltatori che abbiamo i social Facebook e Instagram dal quale possono fare le nostre domande, fare le loro domande ai nostri relatori. L'ultima che è arrivata grazie alla profilo dell'aeroporto e quindi l'hai già fatta tu poco fa. Quella è arrivata su Rinnovo Instagram, se non l'invito. sbaglio, Sì, vero? era arrivata su Perfetto. Instagram del profilo. Va bene, allora ci vediamo fra un po' di nuovo con voi. Io sapevo che il tuo cavallo di battaglia era Spunta la luna dal monte, però va bene, adesso hai cambiato repertorio evidentemente, Max. No, adesso dopo la prossima sarà quella, Ah, ok, d'accordo. rivisitata però. Allora, chi abbiamo in linea? Abbiamo la dottoressa Maria Elena Rossi? Ciao, Ciao Maria Elena, come Ciao Maria stai? Elena. ciao. Benvenuta. Bene. Maria Elena, tra l'altro, devo dirlo, insomma, molti già lo sanno, ma Maria Elena insieme a Maria Assunta è entrata a far parte del comitato scientifico, quindi ci ha fatto un grande onore, ci ha fatto un grande regalo e soprattutto ci darà anche per i prossimi appuntamenti quei link diretti su paesi europei con gli uffici Enit che sono localizzati all'interno delle aree europee che sono di massimo interesse per la Sardegna. Quindi abbiamo una grande competenza ma anche una grande alleata, quindi ci fa veramente tanto piacere Maria Elena, grazie. Benvenuta Maria Elena. Grazie a voi, è un piacere. Sono qui con le colleghe di Antonella Rossi di Francoforte, Monica Bonaspetti di Buonasera a Monaco, tutte e due. eccole che spuntano, con le quali appunto voglio condividere questo momento. Lo faremo ovviamente anche sugli altri mercati, visto che Enit ha una squadra piccola ma molto forte che presidia sostanzialmente i mercati più rilevanti, e sono molto contenta che ci siano Antonella e Monica perché abbiamo visto con curiosità, ma anche sapevamo cosa stavano facendo i nostri competitor, e grazie a Jose per averci fatto una carrellata. Stiamo molto felici di poter raccontare anche tutte le cose che abbiamo fatto noi, che siamo forse meno bravi a raccontarle in Italia, ma siamo molto presenti all'estero, perché appunto siamo molto pochi, siamo a presidiare sia da Roma che dai mercati. Ma detto questo, di dati ne sono stati dati molti, appunto, ne sono stati forniti molti, quindi non sto ad addentrarmi, magari faccio un piccolo escursus su quello che è successo più generalmente in Italia
come dato 2021 e quali sono anche le prospettive dei prossimi mesi, alcune tendenze, e poi mi concentro forse su quello che è l'elemento più rilevante, cioè il lavoro del Tourism Digital Hub che si è avviato e già al TTG tra poche settimane saremo in grado di darvi anche qualche output concreto del lavoro che stiamo facendo col Ministero come braccio operativo. Allora, qualche dato overall sull'Italia, che ha chiuso appunto il 2020, come sapete, a meno 55% rispetto all'anno precedente. La prospettiva sul 2021, che a oggi lo scenario che vediamo, è un meno 39, quindi indubbiamente un recupero rispetto all'anno precedente, naturalmente guidato dal mercato domestico, ma questo insomma lo abbiamo visto anche come fenomeno tedesco, ma evidentemente anche italiano. Circa il 93% degli italiani sono rimasti in Italia e questo lo abbiamo visto. Quello che abbiamo anche visto è dovuto anche ovviamente alle chiusure e alle varie restrizioni, comunque una stagionalità ancora più marcata che vediamo sia nel 2020 anche nel 2021. Per quanto riguarda il 2021 vi do qualche dato di chiusura agosto e di prospettiva sempre a livello nazionale. C'è stato un tasso di saturazione che noi leggiamo attraverso appunto alcune delle piattaforme di big data che abbiamo acquisito del 55%, con una balneare con una saturazione del quasi 70%, quindi ovviamente molto, molto sopra la media. Ma se noi guardiamo i dati di settembre-ottobre, vediamo come questo dato scende notevolmente, anche dovuto al fenomeno last minute, last second, che evidentemente contraddistingue anche i nostri mercati più tradizionali. Da questo punto di vista, se guardiamo appunto il dato di saturazione OTA, che comparato ai nostri, appunto abbiamo parlato prima dei competitor, in particolare Grecia e Spagna, effettivamente anche a livello di prenotazioni on the book noi vediamo comunque che Spagna e Grecia sicuramente fanno meglio di noi sui mesi di settembre-ottobre come tasso di saturazione, mentre non hanno fatto numeri così alti di saturazione sul mese di agosto, che è il nostro mese diciamo più importante. Questo ci fa appunto ragionare sia sui temi che avete anche ben illustrato, il tema dell'accessibilità e il tema anche della disponibilità, che non è soltanto una disponibilità, come abbiamo visto, mera di struttura ricettiva, ma soprattutto di tipologia, insomma di offerta, chiamiamola di esperienze e di come dire, attività da proporre sui diversi mercati. Sul tema dell'accessibilità dico una cosa importante: noi ospiteremo tra un paio di settimane a Milano e lo abbiamo fortemente voluto come Enit, abbiamo accompagnato la candidatura della città di Milano e degli aeroporti di Milano, la candidatura per World Roots che si terrà appunto a Milano dal 9 al 13 di ottobre, che è il più grande evento di incontro tra aeroporti e vettori aerei. Naturalmente è un'azione, un'attività che è slittata a causa della pandemia, ma credo che anche da stamattina abbiamo fatto una riunione di comitato operativo e come dire, c'è un interesse molto forte verso il nostro paese a venire in Italia. Naturalmente è un marketplace mondiale, però ne potranno indubbiamente trarre vantaggio della presenza di grandi operatori, ovviamente in presenza ma anche virtuali, tutti i nostri aeroporti, e su questo piano continueremo a operare per supportare appunto tutto il sistema aeroportuale italiano nel migliorare la connettività, anche se abbiamo visto per esempio dalla
dalle dati che sono venuti in precedenza del mercato tedesco, dove appunto il tema come dire, delle viaggi aeroportuali è sostanzialmente stazionario e non fortemente in crescita, in particolare sui nostri paesi, ma c'è tutto un tema del Mediterraneo, ma c'è tutto un tema ovviamente legato anche alla sostenibilità, che è stato ben sottolineato, e dove devo dire anche su questo, però poi lascio come dire alle colleghe anche raccontare, il tema della comunicazione è veramente centrale, nel senso che molti del nostro sistema dell'industria turistica italiana si sta riconvertendo da questo punto di vista e sta operando in questa direzione. Lo vediamo anche grazie a diverse start-up che stiamo accompagnando e che diciamo aiutano anche le imprese ricettive a raccontarsi, a operare in maniera più sostenibile. Non siamo così bravi a raccontare quello che stiamo facendo in questa direzione. Credo che sia uno dei temi cruciali, anche perché si è parlato di comunicazione, da mettere in evidenza e da far sì, insomma, che anche le nostre imprese sappiano raccontare meglio quello che fanno in questa direzione. Dal nostro punto di vista, oltre all'attività che poi le colleghe racconteranno anche in termini concreti di quello che abbiamo fatto in quest'anno e che continueremo a fare anche nei prossimi anni, c'è stato tutto un lavoro legato all'intelligence e ai dati, che voi avete molto bene messo in evidenza, no? L'importanza dei dati. Attualmente usciamo con un bollettino settimanale che aggiorna con piattaforme sia delle OTA sia degli aeroporti, quindi tutto quello che è il traffico aeroportuale, anche comparativo con i nostri competitor, e quindi vi chiedo di seguirci. Ma la cosa importante è che usciremo appunto a breve proprio con una vera e propria dashboard che consentirà di personalizzare anche le ricerche e di andare in effetti a essere più, come dire, avere uno strumento effettivamente molto più dinamico, e questo è uno delle prime release che sono parte appunto del progetto del Tourism Digital Hub del nostro piano di resilienza, che appunto vede il turismo avere questo progetto al centro della propria attività. Insomma, quindi diciamo che già tra poche settimane avrete un output che sarà proprio a disposizione delle destinazioni, degli operatori, per meglio conoscere gli andamenti settimanali del mercato anche rispetto ai competitor, eccetera. C'è un altro tema che mi è molto caro e che voglio raccontare, perché la comunicazione, l'avete detto, è importantissima, ovviamente digitale è ancora più importante. Abbiamo visto anche nei dati quanto anche nel mercato tedesco che in termini di penetrazione sul digitale è sicuramente più indietro rispetto ai paesi anglosassoni. Diciamo che noi abbiamo fatto tutto un lavoro importante di media relations, sempre basato su tutta la lettura dell'ascolto della rete costante, che ci ha consentito di mantenere un rapporto costante, di intervenire sia sui media tradizionali che sui media digitali, per raccontare quello che stava succedendo anche rispetto appunto alle restrizioni, pandemie, eccetera. E tutto il lavoro che hanno fatto le sedi estere di ufficio stampa internazionale straordinario, che effettivamente ci fa emergere molto bene in termini di reputazione a livello Italia sulla rete. Ecco, credo che questi siano elementi che ovviamente faranno parte della costante always on del nostro lavoro, e che sono alla base poi anche di tutto il lavoro che hanno fatto e che stanno facendo con noi le nostre sedi all'estero, in un'ottica appunto di flessibilità delle azioni di marketing, proprio alla luce di questo continuo cambiamento della restrizione o meno su alcuni mercati. Insomma, questo è stato ancora più forte. Pensiamo al mercato UK, per dire, un mercato che è molto importante per noi, ma che su quest'anno appunto è stato molto complicato, su cui è stato molto complicato operare. Quindi io lascerei, avendo fatto queste premesse, lascerei invece a Antonella Rossi, magari do per seniority la priorità a te, non perché Monica, insomma, che è più, come dire, un acquisto più recente, anche più giovane, ma che lavora appunto su Monaco, ma lascio appunto a Antonella raccontare quello che abbiamo fatto, quello che stiamo facendo ancora, le molte campagne che abbiamo operato sui vari segmenti in Germania, e anche quello che abbiamo on the book per i prossimi mesi. A te, Antonella.
Grazie Maria Elena, buonasera a tutti da Francoforte, stranamente assolata. Volevo semplicemente attaccarmi subito al discorso prima di entrare un po' magari nel vivo di qualche esempio, al discorso della lavorare sui dati. Noi in Germania facciamo riferimento facciamo un monitoring settimanale sul volume delle prenotazioni tramite la piattaforma del Travel Data Analytics, e da questo abbiamo visto dall'ultima settimana presa in esame, che è quella del 13-19 di settembre, che il volume di tutte le vendite, o comunque delle prenotazioni, scusate, per il 2000 è arrivata ai livelli del 2019, e già praticamente nelle settimane si è consolidato un trend che praticamente in queste settimane, le settimane a venire, si prenota già sicuramente per la vacanza, o meglio già si prenota per la vacanza invernale, ma soprattutto i tedeschi stanno prenotando per la stagione 2022, l'estate 2022. Su questo monitoraggio che facciamo su base delle settimanali ci serve appunto ad orientare anche la nostra attività di comunicazione, che ha una rete, naturalmente una griglia di progetti condivisi con la centrale che guardano sia al segmento B2B che al B2C, e dall'apertura diciamo delle frontiere, dalla ripresa dei viaggi nel mese di maggio, noi abbiamo avviato una intensissima campagna di comunicazione che guarda da una parte ad esempio a FAMTrips, che abbiamo fatto con i player più importanti, che per chi è ormai del settore, ormai avete raccontato molto della Germania e voi anche esperti, con la FAV, FAMTrips, che hanno portato praticamente a conoscere destinazioni italiane, quindi per gruppi ristretti di agenti di viaggio, destinazioni italiane che potrebbero rientrare nell'ottica del classico, ma è esattamente quello che noi abbiamo cercato di presentare insieme alla destinazione, è tutto il nascosto, tutto l'entroterra, o comunque la parte meno conosciuta di quella destinazione. Abbiamo avviato 10 mesi fa con Touristique Actuelle un piano di formazione degli agenti di viaggio. Sono circa 5.000 quelli che aderiscono alla piattaforma XP Profi, organizzando su 5 moduli informativi quella che poi sarà la certificazione dello specialista Italia. Questi 5 moduli. Antonella, sì? Qui è Robert. Sì, buongiorno. La Costa Amalfi, per favore. Come? Ricorda la Costa Amalfi. Sì, la ricordo. Ok, voglio chiudere il discorso B2C per dire anche l'e-learning con gli operatori, ma appunto su sollecitazione di Robert abbiamo chiuso un accordo molto importante con il distretto Costa di Amalfi e il Forum Handelsreisen, che è questa organizzazione, la principale anche lobbista, che poi la cui Geschäftsführerin, la direttrice generale, sarà anche in Sardegna proprio oggi, e domani parlerà di Itaca, la Petra Thomas, e con loro abbiamo praticamente fatto un piano di cooperazione che prevede da una parte un viaggio stampa che è già avvenuto per fare divulgazione, diffusione e conoscenza di una parte meno nota della costiera, quindi la costiera un modo alternativo di viaggiare, come recita appunto il Forum Handelsreisen, la parola stessa dell'organizzazione, e a fine ottobre avremo 5 giorni di FAMTrip con specialisti di nicchia del turismo verde sostenibile, che incontreranno operatori e fornitori di servizi della costiera amalfitana. Questo è praticamente un progetto in cui crediamo molto, perché appunto risponde a quello che poi a diverso titolo è stato presentato come il profilo e quello che sta cambiando nel comportamento dei turisti e dei viaggiatori tedeschi. Uno su tutti è sicuramente il trend del last minute, last second, quindi le possibilità di viaggiare, di decidere, di prendere una decisione del viaggio molto a breve scadenza. Sappiamo anche che il 69% delle prenotazioni viene fatto praticamente per il mese successivo, quindi siamo praticamente, ormai abbiamo stravolto completamente quello che era un classico della Germania.
Sicuramente viaggi con autobus e van, ma anche caravaning. In Germania c'è un'esplosione nella richiesta di caravan e noi abbiamo fatto una bellissima cooperazione con uno dei più grossi produttori di caravan, e con loro praticamente abbiamo fatto anche un viaggio attraverso l'Italia e abbiamo fatto il lavoro di pubblici redazionali e di informazioni di quanto appunto è possibile scoprire un'Italia essendo appunto autori del proprio viaggio, o comunque avendo il proprio viaggio il controllo nelle mani, che è questo che appunto l'idea della sicurezza ha sempre contraddistinto, diciamo, il turista tedesco in questi mesi. Le bellissime campagne televisive che abbiamo fatto, non solo, perché poi lascio anche ci vorrebbe un'ora e mezza per parlare solo delle nostre campagne, però sì, abbiamo fatto 2 grosse campagne. La Sardegna, io ci tenevo a dire una cosa sulla Sardegna. La Sardegna, allora, le campagne televisive, abbiamo avuto 2 campagne di 4 settimane ciascuno, quasi a rincorrersi una con l'altra nel mese di giugno e di luglio su ARD e ZDF, che sono rispettivamente il canale 1, la rete 1 e la rete 2 televisione pubblica tedesca, quindi anche al netto di tutta l'inondazione di messaggi pubblicitari, molto pulita e anche con un pubblico estremamente, diciamo, di alto spendente, o comunque e di livello culturale alto. E questo naturalmente ci è servito per parlare al grande pubblico nel momento in cui ormai l'Italia era nella bocca di tutti, e questa voglia comunque di essere in Italia proprio per la vicinanza, per il turismo di prossimità, per la sicurezza, ma anche perché comunque l'Italia e l'appeal che esercita il nostro paese è ovviamente indiscutibile. Con un portale che si chiama Secret Escapes, che è sicuramente a voi noto, che è un portale su cui è possibile prenotare viaggi di lusso, di alto livello, di alta gamma, scusate, viaggi di lusso. Abbiamo fatto una campagna di 4 settimane adesso nel mese di settembre, e ho parlato con la Sales proprio perché volevamo parlare di Sardegna. La Sardegna è stata molto presente nelle nostre campagne, sia nelle attività appunto che abbiamo fatto con le riviste outdoor di biking, di trekking del gruppo MSV, sia sicuramente sui social, campagne con i social, e dicevo appunto con Secret Escapes. Da un sondaggio di agosto 2021 l'Italia è risultata al primo posto tra le mete da sogno, e nel mese di settembre la Sardegna al 10° posto, subito dopo Maiorca. È praticamente un elemento importante, perché Maiorca è stata la destinazione, anche si è detto anche prima di me, qualcuno ha raccontato appunto quanto Maiorca ovviamente è considerata la nuova Repubblica Tedesca, così fuori dai confini geografici. È stata una meta molto prenotata quest'estate, è stata anche oggetto di attività di advertorial, di storytelling su un portale che anche questo di lusso, che è dedicato ad un gruppo special interest LGBT che è Tom on Tour, soprattutto appunto come vacanza balneare. La Sardegna moltissimo è stata presente sui temi, diciamo, in speciale Italia, anche del Travel Book, che è un altro grosso portale di viaggi e vacanze, con più di 6 milioni di visualizzazioni. Abbiamo trattato 6 temi specifici, cioè noi nella parte, diciamo, generale dei temi abbiamo ovviamente raccontato il prodotto e le singole destinazioni. Abbiamo avuto il trekking, hiking, biking, anche relativamente appunto alla regione Sardegna. Che dire, io penso che non mi posso prolungare molto. No, infatti no, in realtà magari ho peccato io di velocità, visti le tempistiche. Come dire, abbiamo ovviamente operato in termini di comunicazione sui grandi media più importanti, di posizionamento e di branding, ma poi abbiamo fatto tutto un lavoro molto più mirato sui vari segmenti, andando a intercettare quelli che sono ovviamente sul mercato tedesco un po' le tendenze, un po' anche, come dire, gli interessi crescenti, no? Che poi sono stati ben illustrati nella presentazione iniziale. Quindi ovviamente tutto il segmento alto di gamma, ma anche tutti i segmenti del turismo active, o appunto del turismo open air, che sono estremamente importanti, per cui in realtà poi tutta l'attività è stata poi articolata per segmentazione, insomma, di passioni, ecco, e per target group. Lascio quindi la parola a Monica per magari, ecco, raccontare nello specifico. Monica opera chiaramente
in relais con Francoforte, ma come abbiamo visto l'importanza della Baviera, essendo, come dire, il primo, no, bacino per noi, chiaramente ha un'intensità e anche una specificità su quest'area della Germania che è a sé. Quindi ti lascio la parola, Monica, tenuto conto che mi è stato detto che siamo, come dire, addirittura d'arrivo, e mi dispiace non avere tutto lo spazio, ma spero avremo altre finestre che ci vorrete dare. Grazie a tutti, allora buon pomeriggio. Allora cerco di farla breve, ma volevo appunto sottolineare l'importanza che ha la Baviera per quanto riguarda il mercato italiano. Dico solo 2 dati: secondo l'istituto GfK, che è il più grande istituto di ricerca tedesco, la Baviera è il principale bacino di flussi turistici della Germania, ed è anche molto interessante perché è una regione traino all'interno dell'economia tedesca, ha un altissimo potere d'acquisto, diciamo è il primo land tedesco, quindi è la prima regione con il più alto potere d'acquisto pro capite, quindi parliamo intorno ai 25.000 euro, e quindi ha superato addirittura Amburgo e il Baden-Württemberg. Oltre a questo, da notare che in Baviera abbiamo l'aeroporto di Monaco, che è il secondo più importante in Germania e secondo solo a Francoforte, ed ha raggiunto una quota molto alta nel 2019 di 47,9 milioni di passeggeri e collega moltissime città italiane, tra cui appunto Olbia e Cagliari in Sardegna. Secondo gli ultimi comunicati stampa proprio dell'aeroporto di Monaco, dopo ovviamente lo stallo dei mesi scorsi per la pandemia, lo sviluppo del traffico però all'aeroporto di Monaco è stato caratterizzato da veramente una costante tendenza al rialzo. Basti pensare che ad agosto abbiamo avuto 1,8 milioni di passeggeri nel solo mese di agosto, vale a dire circa 3 volte tanto il numero di passeggeri che c'era stato nei mesi passati. Per quanto riguarda appunto la Baviera, tutto questo che abbiamo detto ci porta insomma a stilare una specie anche di identikit del turista tedesco. È un turista che conosce molto bene l'Italia e la sua cultura, ha un livello culturale molto alto, un elevato potere d'acquisto e quindi di conseguenza un'elevata capacità di spesa, ed è importantissimo continuare ad intercettare questo bacino così importante. A questo proposito volevo citare una frase del nostro neo ambasciatore d'Italia a Berlino, che dice: il rapporto fra Italia e Germania è come un matrimonio di lunga data, mai darlo per scontato, mai darlo per acquisito, ogni giorno si tratta appunto di trovare nuove sfide e nuovi impegni, ed è insomma quello che auguro un po' a noi, all'Italia, puntare sull'innovazione, puntare su prodotti di alto livello, su focus outdoor sostenibili e comunque continuare ad intercettare il turista tedesco, perché è un target di estrema qualità, alta capacità di spesa e apporta quindi un vero valore aggiunto. Grazie a tutti. Grazie mille. Vuoi raccontare un'attività, quella che abbiamo fatto in Baviera, quella che ti è piaciuta di più? Ti piace più raccontare, così chiudiamo anche in bellezza? Allora sì, ci sono state diverse attività, per esempio dove la Sardegna è stata una delle protagoniste. Una su tutte è stata la bellissima collaborazione con la Süddeutsche Zeitung, che è diciamo il quotidiano più importante di lettura nazionale della Germania meridionale, vende circa 330.000 copie, e abbiamo fatto insieme, in collaborazione con l'ambasciata, 4 special reportage su doppia pagina e con un valore pubblicitario di circa 700.000 euro, e abbiamo questi 4 reportage erano incentrati sulla Unbekannte Italien, quindi l'Italia sconosciuta, puntato appunto sul sud Italia, il centro Italia, il nord Italia, e poi l'ultimo appuntamento era sulle isole, sulla Sicilia e la Sardegna, e si parlava ovviamente di piccoli imprenditori che però fanno grande la Sardegna. Per esempio si parla di questo piccolo imprenditore che lavorava sul sughero, no? Fabbricava zaini, borsette, portamonete, oppure il villaggio dei fortunati, come per esempio a Fluni Maggiore, che attira tutti i pensionati da tutta Europa, proprio perché cerca di puntare sui pensionati per ripopolare il paese.
È un esempio appunto di questi 2 persone, una coppia di pensionati a Bolzano che hanno comprato casa. E altro magari un punto importante era la nostra nuova serie, che è il podcast. Abbiamo creato un nuovo podcast, che è uno strumento che si sta rivelando un trend in continua crescita. Si pensa che ci sono tra 3% di ascoltatori in Germania che ascoltano podcast, e puntiamo anche lì a mettere in risalto le particolarità sulle singole regioni e mettere in risalto anche tradizioni particolari e progetti particolari, nati da proprio una passione per la sostenibilità e i temi sociali, al quale anche speriamo di coinvolgere la Sardegna per l'anno prossimo. Fantastico, come vedete, insomma, la strategia è stata multicanale, multisegmento, oltre naturalmente riuscire anche ad essere sui canali generalisti per comunque comunicare al momento giusto, nel quale appunto si poteva viaggiare il nostro paese e naturalmente la Sardegna. Questo solo per darvi, insomma, poi faremo per la prossima finestra che ci darete una presentazione proprio sugli output e anche sui numeri, che sono stati molto molto importanti, della presenza dell'Italia su questo mercato fondamentale. Quindi, Maria Elena, scusa, volevo solo dire così a titolo poi a margine, a proposito del convegno della DERV, io tengo molto a questo, tu lo sai, è un grande progetto. Anche noi nel 2018 per la prima volta, è stato citato quest'anno che sarà in Grecia, ma nel 2018 l'Italia per la prima volta ha ospitato la 64esima edizione del congresso annuale con 600 tour operator tedeschi a Reggio Calabria e dintorni, quindi anche lì abbiamo fatto un grande lavoro, diciamo, di comunicazione, di pubbliche relazioni, e ha portato comunque un aumento delle prenotazioni anche in Calabria, con tutte le particolarità e le difficoltà ovviamente che la regione presenta in termini di accessibilità e via Ci tenevo a dirlo perché era stato un parto molto lungo. Noi ci candidiamo allora per le prossime edizioni, teneteci presenti. Noi siamo disponibili. Esatto, lo diciamo perché in effetti siamo molto impegnati nella candidatura dell'Italia su tante opportunità a livello internazionale che si pongono, e vedrete che ne vedremo parecchie anche adesso che c'è la ripartenza. Ho citato prima World Roots, Antonella der FAO, ma insomma ci sono tantissimi altri grandi eventi che possono indubbiamente avere delle ricadute importanti per le imprese del settore turistico nelle varie regioni. Quindi siamo comunque molto con le antenne per poter intercettare tutto quello che porta valore, molto anche interessante da questo punto di vista, come grandi eventi. Quindi d'accordo. Poi però, se ho capito bene, questa è la prossima puntata, il mais, poi il wedding che è ripartito, insomma ci sarebbero tanti temi. Abbiamo tante sollecitazioni, è vero. Vi ringraziamo per ora, ma solo per ora. Grazie naturalmente mille. Con Maria Elena ci rivediamo in conclusione. Grazie. Per tirar fuori qualche concetto, qualche di sintesi. Tante domande, Lucio, dopo questo intervento. Però dobbiamo correre perché siamo un po' in ritardo rispetto al timing, e quindi devo coinvolgere subito Giuliano Lanzetti, che merita 2 parole di presentazione, perché vedete alle sue spalle pienissimo che è la sua scuola di marketing. Però Giuliano non è un consulente in senso stretto, Giuliano è un imprenditore di una famiglia di imprenditori. Mi raccontava l'altro giorno che suo padre fu il fondatore della discoteca, una delle discoteche più famose della storia della Riviera Romagnola, lo Ye. Adesso lui gestisce un locale molto noto che è il Bounty. Rappresenta una storia di successo, quindi è un uomo di marketing, è un imprenditore, è un public speaker ormai, quindi abbiamo grandi aspettative sul tuo intervento, Giuliano, quindi a te la parola. Grazie per la bellissima presentazione. Vi racconto un po' la mia storia, ecco, quello che poi quando volete intervenite scambiamo degli approfondimenti. Il Bounty è il mio locale, è un locale che ha 30 anni, io direttamente lo gestisco da 20 anni. È un locale sul lungomare di Rimini, abbastanza particolare perché è a forma di veliero, quindi già dall'esterno e l'interno sembra di stare a bordo del Bounty, quindi chi conosce la storia dell'ammutinamento saprà più o meno l'ambientazione.
E un locale che nei primi anni per me è stato molto difficile gestire, perché comunque era già una realtà grande, importante, avevamo 25 dipendenti e di fatto però a fine anno comunque i conti non tornavano, nonostante si parla di 20 anni fa che comunque anche a Rimini c'era molto più turismo e c'erano meno problemi anche legati al mondo della notte e anche al divertimento in sé per sé. Di fatto quindi i numeri non tornavano, quindi il locale era in perdita, fino ad attuare delle azioni, quindi riuscire comunque a prendere possesso di un qualcosa che spesso non ci è mai stato insegnato, anche magari se i nostri genitori sono del settore, sono imprenditori, le cose ultimamente sono così tanto cambiate che nessuno ci può insegnare se non noi stessi andando a prendere delle informazioni, spesso anche da settori diversi, per poi fare degli esperimenti e riuscire a triplicare il fatturato. Quindi noi negli anni peggiori della crisi, quando magari c'è stato il dopo euro, comunque tutto quello che sono stati le cose brutte ancora prima del Covid, di fatto noi invece abbiamo triplicato il fatturato, siamo passati da 25 a 70 dipendenti, e una realtà che sicuramente riusciamo ad esempio a fare 1700 coperti circa al giorno, quindi noi apriamo a pranzo fino alle 4 di notte. Questo è un servizio molto verso il cliente. Ecco, quello che magari così poi, visto che di Sardegna anche si parla, caso strano, io ai primi di settembre sono stato da voi. Per quale motivo? Principalmente c'era il volo da Rimini, quindi avete parlato fino adesso di questo, è solo il fatto di avere nella propria città il collegamento aereo fa sì che tu scegli e vai, fai Rimini-Cagliari, anche perché poi di voli aerei da Rimini ce ne sono pochi e quindi cogli l'occasione. È chiaramente una Sardegna sempre bellissima, però magari ho notato un'assenza di attenzione a quello che il cliente possa pensare di quella vacanza. Come ho fatto a triplicare il fatturato al Bounty? Innanzitutto ho lavorato sul team e sul marketing, cioè il poter avere chiaramente da piccolo imprenditore, e spero che magari collegati ce ne siano, e questo è lo scopo anche di magari portare un'esperienza simile per imprenditori che possano poi mettere a frutto quello che è stata la mia esperienza. Quindi la forza del team fa in modo che l'imprenditore si possa spostare e concentrarsi sul marketing, perché se il marketing lo fa l'imprenditore, a quel punto l'azienda decolla, o meglio ha tempo di pensare alle cose importanti. Oggi come oggi i ristoratori, albergatori, un po' come in Romagna, anche in Sardegna, sono spesso fagocitati dalle crisi e dalla gestione quotidiana del riuscire a portare avanti il servizio, quindi diventano degli operai, mentre il vero lavoro è quello di lavorare sopra l'azienda, quindi a riempire il locale, nel mio caso l'albergo o la struttura ricettiva. Questo si può fare solo tramite un team che possa sostituirci, al quale si può delegare, e qui chiaramente nasce tutta l'incognita italiana, anche dovuta poi alle ultime normative magari che hanno visto, e penso che anche in Sardegna sia così, non so se me lo potete confermare, tantissimo personale è venuto a mancare, cioè c'era proprio crisi di persone in tutti i campi, dal cuoco al cameriere, ma anche dal trasportatore, e chiaramente questo diventa ancora una sfida ancora più grande, no? Perché se il team è la chiave di svolta, e oggi come oggi è difficile reperire risorse umane, capite che il discorso è ancora più difficile. E di conseguenza il Bounty, poi dedicandosi al marketing, mi ricollego al discorso della Sardegna, è ascoltare ciò che non funzionava bene all'interno di un'azienda che comunque diventava sempre di più una fabbrica, se vogliamo, no? Perché numeri e volumi sono cresciuti tantissimo, ma
il cliente, e quindi non c'è poi tanta differenza tra un ristorante o una regione come può essere la Sardegna, cioè se noi non ascoltiamo il punto di vista di chi è appena stato da noi, non riusciremo mai a fare delle azioni massicce verso magari quei punti critici, i più critici, o perlomeno riuscire a fare una scala di come dire, svantaggi che stiamo recando al cliente per lavorarci sopra. Quindi prima di far partire il vero marketing che richiama il cliente, io mi devo preparare, mi devo annullare tutto ciò che oggi sta dando fastidio al mio cliente. Così abbiamo fatto al Bounty, e al Bounty non c'è nessuno che esce senza averci lasciato il suo contatto intendo numero di telefono e mail, e senza aver ricevuto un questionario al giorno dopo dell'esperienza che ha vissuto all'interno del locale. E questo fa sì che poi voi di statistiche tanto vi intendete, io possa andare a misurare quali che sono le criticità più importanti, lavorarci sopra per rendere una macchina sempre più perfetta. Perché fare questo? Perché questa poi è una teoria che si chiama true fan, cioè quello che sono i fan veri, cioè quello che ogni azienda, ogni pubblico esercizio. Io ho creato questo, come dicevi tu, pienissimo, la mia azienda con la quale facciamo formazione, facciamo marketing e cerchiamo di spiegare ai ristoratori come attuare tutte queste strategie. E ad esempio, ecco, mi viene in mente, noi il 14 ottobre abbiamo un evento, che tra l'altro è un evento gratuito su Rimini, che si chiama Food Marketing Festival, quindi è il festival in Europa più frequentato, no? Quest'anno attendiamo circa 2000 persone, e questo non solo, ecco, fa sì che la destagionalizzazione di Rimini possa essere collegata al fieristico, al congressuale, quindi Rimini ha fatto un passaggio importante, che è stata quella di riuscire a lavorare 365 giorni all'anno, e di questo si parlava prima. Ma ritornando al discorso, analizzando le statistiche, noi facciamo campagne sui social network in tutta Italia, la Sardegna è stata quella con conversione più alta di partecipanti al Food Marketing Festival, che si terrà il 14 ottobre, cioè significa che in Sardegna c'è un tessuto di imprenditori che vogliono emergere, che vogliono imparare, che vogliono capire quelle che sono le nuove dinamiche per riuscire a dare un servizio top e a rendere di conseguenza la Sardegna una località top. È importante, come dicevo prima, partire da ciò che non va. Quando io ho messo a punto la mia macchina, poi posso magari andare a pescare, a cercare nuovi clienti. Come dicevo prima, questa strategia dei true fan scusate, significa che ogni locale, ogni ristorante ha un numero ben definito di clienti che può e deve avere, senza i quali non decolla. Quindi io ho calcolato quanti true fan servono nel mio locale, addirittura noi usiamo una piattaforma che abbiamo già dato a più di 1000 ristoratori, no? Serve proprio per il marketing, per raccogliere le prenotazioni, e questa piattaforma calcola in automatico il numero di true fan che quel locale, quell'attività ha. Quindi se un bar, comunque un'attività piccola, chiaramente avrà necessità di un numero di true fan minore. True fan significa cliente che stravede per me, cioè quel cliente che non vede l'ora di promuovermi, è quel cliente che parlerà bene di me, è quel cliente che comunque è già una pubblicità solo averlo, e quella è la pubblicità migliore, perché le persone che sono soddisfatte, estremamente soddisfatte, sono pubblicità gratuita. E quindi calcolando quanti true fan si ha necessità, eliminando tutte le criticità che la nostra attività, ma anche la nostra regione può avere, noi riusciamo a fare in modo di diventare un brand importante, di diventare un qualcosa che si vende da solo. Ecco, ci sono locali con la fila sempre fuori e locali vuoti. Anche se sono i locali vuoti più belli, magari in una migliore posizione, magari nuovi o magari anche con buon prodotto a un buon prezzo, però non funzionano.
E invece ci sono attività e quindi locali vecchi che comunque ormai dovrebbero avere passato la moda, o comunque magari anche un po' nascosti o anche un po' sporchi, se vogliamo dirla tutta, però sono pieni, però hanno la fila, però la gente vuole andare in quei locali, quindi è inutile concentrarsi solo sull'estetica, solo sull'architetto, solo sul quello che invece non è il gruppo di persone che si appassiona verso la tua attività o verso, come dicevo, la destinazione, come funziona un locale, come si riempie un locale. Ecco, la mia azienda si chiama Pienissimo proprio per questo. Nello stesso modo si riempie una destinazione come potrebbe essere la Sardegna. Bisogna interazione. Benissimo, Giuliano. Allora, ti facciamo interagire un attimo con Max Borrelli, che mettiamo in schermata. Buongiorno Giuliano. Ciao Max. Ciao. Senti, siccome io mi definisco ormai da anni un agro DJ, per questo motivo ho qualcuno che mi ha riferito esattamente da dove nasce il nome che tu hai dato al tuo marketing, che esattamente era un signore che veniva sempre nel tuo locale e voi lo sbattevate fuori tutte le sere perché usciva pienissimo, è vero? Mi piacerebbe conoscerlo adesso. Se era così pienissimo era anche un buon cliente, quindi è difficile, è un po' che non sbattiamo fuori nessuno di quel tipo. No, io sono un piccolo imprenditore, vabbè, io ho fatto radio per una vita, sono un piccolo imprenditore che ha un'azienda in Sardegna, produco vino e mi piacerebbe che persone come te venissero qui sull'isola a darci una mano, perché abbiamo bisogno assolutamente di persone competenti come te. Volentieri, perché no? Magari ci sarà l'occasione. Ecco, ero in Sardegna magari 20 giorni fa, ma sicuramente si potrà tornare perché si sta sempre bene. Tra l'altro abbiamo mangiato benissimo, nonostante eravamo in un villaggio con tante stanze, quindi non si sa mai cosa accade. Invece veramente complimenti anche per la gestione dell'aspetto ristorativo. Beh, li giriamo a chi ci sta ascoltando, perché generalmente invece si dice sono andato, è successo questo, è successo quello, però detto da te ha un valore aggiunto, no? Il fatto di essere stato in Sardegna comunque ti sia trovato benissimo. Grazie comunque, grazie. Ripasso la parola a Lucio Murro. Grazie Max. Giuliano, hai detto non lo vedo più, caduta la linea per caso? No, io ci sono. Vabbè, non vedo più questo monitor, c'è qualche problema tecnico, però ti faccio comunque la domanda. Senti, quando abbiamo chiacchierato un po' nella preparazione di questo webinar, tu parlavi di un metodo per raccogliere proprio i suggerimenti dei clienti, cioè hai fatto diventare una cosa che alcuni tuoi colleghi, alcuni nostri colleghi considerano quasi un passatempo, quasi una seccatura, l'hai fatto diventare un metodo scientifico. Parlavi di mappatura, parlavi di algoritmo. Spiegaci un po' questo concetto che credo sia molto importante per uscire dall'approssimazione, dalla gestione un pochino estemporanea e facendola diventare invece una gestione proprio scientifica e professionale. Allora, guarda, di fatto è abbastanza semplice perché la mente umana è prevedibile. E quindi una volta che io so che mi sto rivolgendo a quel target, so che cosa gli fa piacere, so che cosa no. Quindi di conseguenza, ad esempio a Food Marketing Festival parleremo proprio di come si fa ad attirare clienti con un'offerta di benvenuto per poi fidelizzarli e andarli a mettere a reddito, no? Quindi nello stesso modo una Sardegna potrebbe innescare questo tipo di discorso, cioè faccio in modo che lui venga a provare il mio prodotto, che poi non è niente di nuovo, no? C'è l'offerta del volantino del supermercato piuttosto che di quello dell'elettronica, però la dinamica è quella, cioè quando io ho capito chi è il mio cliente e chiaramente un cliente target, vado da lui
con un qualcosa che so già che mi dirà di sì. So già, perché è in qualche modo statisticamente provato che a lui avrà piacere a fare quell'escursione o abbinare la cena magari con un soggiorno in un agriturismo, piuttosto che andare a fare un determinato sport marittimo. Quindi nel momento in cui io entro in questo ciclo e capisco che questa offerta poi viene ripagata nel tempo, quindi in un valore vita del cliente, e chiaramente ci devo credere, chiaramente devo avere dei numeri a sostegno che possano mantenere queste campagne, automaticamente diventa che io faccio una macchina per stampare i soldi. Io racconto sempre ai miei eventi delle promo, a parte che noi al Bounty abbiamo un piatto che è super acquistato, che sono gli spaghetti alla carbonara. Ormai siamo più che famosi, ormai è anche ora di cena, ci viene l'acquolina in bocca, però noi in un anno, nel 2019, abbiamo fatto 17.200 piatti di spaghetti alla carbonara, e sfido qualsiasi osteria a Roma di fare un numero del genere, nonostante noi siamo a Rimini. Quindi questi spaghetti alla carbonara sono stati messi in offerta, in un'offerta di prova anche sui social, quindi vieni al Bounty perché io ti garantisco che questo sarà lo spaghetto alla carbonara più buono che hai mai provato. Quindi è chiaro che io sono in perdita con una persona che arriva da me e viene a provare gratuitamente uno spaghetto alla carbonara, ma da quello poi io devo riuscire a costruire il mio back-end, quindi il mio ritorno, che deve essere ingegnerizzato. Ecco perché hai parlato bene di avere un sistema, perché io devo poter già prevedere quelle che saranno le mosse successive. Quindi se tu arrivi con la carbonara va bene, però magari ci saranno 2 persone che consumano con la carbonara, quindi già da una che è in perdita, la seconda mi arriva in guadagno, poi magari berranno qualcosa, poi se il cameriere è bravo ed è formato potrà vendergli un upsell, un dolce, di conseguenza ho messo in attivo. Quindi noi abbiamo mi sono scollegato dal discorso iniziale, cioè questo spaghetti alla carbonara che ha generato 82.000 euro di fatturato, quindi con una spesa di investimenti di Facebook, investimenti non so, i costi vivi del piatto, che saranno, non so se intorno ai 5.000, ai 7.000 euro, quello spaghetto ha generato 82.000 euro all'interno del mio locale con una promozione, cioè con un'azione. Quindi significa stampare i soldi a un certo punto. Quando tu riesci a prevedere, a fare un marketing di qualità, che spesso non è quello che fanno le multinazionali, che a volte magari si affidano a un qualcosa, no? Come parlavamo prima, la pubblicità per radio, la pubblicità in televisione, ecco, parlavamo prima della TV, ma è un qualcosa di tangibile, quindi a risposta diretta, è un qualcosa che, come funziona in una piccola azienda, in un ristorante, funziona per fare turismo all'interno di una regione. Significa solo dover mettere a puntino quelle che sono le offerte che qualcuno può dare alle persone giuste. Senti, ancora una domanda che arriva dal pubblico, una curiosità. Tu hai parlato di team, hai parlato di deleghe, per cui insomma il fattore umano per te è estremamente importante. Paghi di più i tuoi dipendenti rispetto alla media di mercato? O come riesci a motivarli se così non fosse? Assolutamente sì, ma non tanto di più. Ecco, il consiglio che io posso dare a chi ha fatto la domanda è: da te devono star bene, ma in realtà non ricevono solo una retribuzione economica, anche se purtroppo ultimamente le persone sempre guardano più solo quello, ma ricevono anche una retribuzione soft, che significa l'ambiente di lavoro che tu sei in grado di offrirgli. Quindi quanto è un vanto per lui venire a lavorare da te, quanto tu sei bravo a insegnargli il mestiere, quanto tu sei bravo a dirgli un bravo a quella persona. Quindi se io sono attento a tutte queste dinamiche soft, posso permettermi di avere un hard, quindi quello economico, o in linea col mercato o eventualmente poco più alto. Ecco, quando io posso dare al mio cliente, da me un cameriere in genere prende sui 1.500 euro in estate, ma si fa altri 1.500 euro di mancia, quindi sono 3.000 euro che stento magari a
il direttore di banca potrebbe prendere, e sei dentro un locale dove ti diverti, quindi è veramente stupido non andare a lavorare, quindi anche tanti giovani averceli in casa e non spingerli verso il mondo del lavoro. Perché? Perché alla fine da me si divertono, comunque sei in un ambiente divertente, la gente paga per venire da noi e divertirsi, fanno le file, prenotano magari anche un mese per l'altro, e tu ci stai là dentro gratuitamente, hai a che fare con le persone, ridi, scherzi, se sei bravo prendi anche più mancia e comunque parti da uno stipendio che generalmente magari è 100 o 200 euro più alto della media che si trova in giro. Quando uno ha fatto questo, poi hai comunque anche un team che vale di più e si ripaga tranquillamente quell'investimento che tu hai messo sul piatto, e lui te lo riconosce con fedeltà e fiducia, perché poi alla base di tutti i rapporti serve questo. Molto bene. E vuoi ricordare le date del Food Festival di cui parlavi? Sì, Food Marketing Festival si tiene il 14 di ottobre ed è a Rimini, al Palazzo dei Congressi. Abbiamo preso la sala più bella che c'è in Italia, perché è una sala che contiene quasi 5.000 posti. Adesso con le restrizioni Covid abbiamo una sala ridotta al 50%, che dobbiamo proprio lasciare le sedie libere, non ridotta negli spazi ma ridotta nella capienza, e quindi saremo circa 2.000 persone. Allo stesso evento l'anno scorso hanno partecipato 1.500 ristoratori. Tra l'altro siamo tutti segmentati con chi ha un pubblico esercizio, non ci sono intrufolati, perché comunque anche lì facciamo un filtro importante, perché poi vogliamo parlare a chi sono i nostri colleghi, a chi veramente ascolta e viene per imparare, non per accaparrarsi magari qualche informazione e basta. Quindi l'appuntamento è 14 ottobre al Palacongressi di Rimini. Molto bene. D'accordo, grazie davvero, è stato un flash importante. Parlare con gli imprenditori è sempre illuminante, vengono fuori degli spunti, degli approcci, delle cose veramente interessanti. Antonio, dobbiamo andare avanti. Andiamo avanti, facciamo tesoro di questi strumenti, perché insieme alle informazioni abbiamo conosciuto un mondo che ci può servire per crescere e accrescere il nostro sistema di offerta. E allora da sistema di offerta a best case, perché adesso ci aspettano i nostri due amici del comitato scientifico che avranno un'intervista a due voci, intervista con nomi importanti, Claudio Miorelli, grande esperto di turismo, e Massimiliano Cossu, che dall'esperienza ha creato una traiettoria di successo che oggi vediamo tutti sul mercato. Per cui abbiamo questo grande effetto attesa, ci regaleranno delle informazioni preziose che, unite a quelle precedenti, daranno sempre più strumenti per la cassetta degli attrezzi 2021-2022 per i nostri operatori. Quindi sono felicissimo di dare la parola a Robert e Gianluigi, che ora ci condurranno in questa doppia intervista. Vediamo già Robert plastico in questo momento, Si è frizzato, è assorto. che è successo? Gianluigi, ci sei? Eccomi, io ci sono. Oh, Gianluigi eccolo qua, c'è. Gianluigi in tutto il suo splendore, Robert è fisso, non so se è un effetto del momento. Chi avete con Ciao a voi? Io ci sono. Ecco, Robert. Dottor Miorelli c'è? L'ho sentito. Sì, ci sono, però c'è uno schermo strano e non so perché. Comunque, nessuno ha bisogno di vedermi. Se mi sentite io ci sono. No, ora la vediamo, eccolo lì. Bene. Benvenuto e grazie di essere qui con noi. Grazie, è un piacere. Bene, Robert mi sa che... Robert l'abbiamo perso. Massimiliano c'è? Ci sono. Massimiliano, non ti vediamo, adesso dovresti apparire anche tu. Buonasera a tutti. Ok, va bene, iniziamo a partire aspettando Robert con appunto Massimiliano Cossu e Claudio Miorelli, che ci racconteranno le loro due esperienze, diciamo, nel mercato. Io partirei da... Ci sei, Robert? Non ancora, proprio sparito. Partirei da Massimiliano. Robert è riapparso adesso, l'ho visto un secondo. Ecco, come la Madonna, un po', insomma, un po' meno biblico, anzi mistico. Eccolo, Robert. Insomma, sì.
un disastro, questo uomo Insomma, è un disastro. questo- Ha parlato male di È Joseph Joseph prima. che gli ha staccato la spina. Joseph, Questo è vendicati l'effetto. adesso. Ti puoi vendicare. Il collo si è visto di va bene, dai, dopo questo esperienza imbarazzante Paura, partiamo con Massimiliano Cosu di Portale Sardegna, grande realtà della nostra isola, ma anche nazionale e ormai internazionale, a cui vorrei chiedere, partendo subito così con una domanda complicata, come sono stati questi 2 anni e come in sostanza ha creato le condizioni affinché poi la tua realtà diventasse importante, presente nel mercato, portasse addirittura all'attenzione di esperimenti e progetti diciamo in modalità nazionale e anche internazionale. Ecco. Raccontaci un po' cosa è stato questo 2019, questo Covid e come l'hai traghettata l'azienda in questa nuova realtà. Lo faccio molto volentieri. Intanto grazie di essere qua. Per me è davvero un onore. Call to Action ormai è diventato un appuntamento di rilievo e quindi sono ben felice di dare la mia testimonianza. Bellissima domanda, perché mi consente di descrivervi una situazione veramente non facile. Nel marzo 2020 noi ci siamo comunque trovati questo tsunami in una situazione molto particolare. Perché noi nel 2019 avevamo lanciato il progetto dei Portale Sardegna Point con i Sardinia Local Expert, che erano un po' la risposta per l'allungamento della stagione. Quindi il presidio territoriale, la mappatura del territorio, la digitalizzazione degli attrattori, con un'assistenza in loco da parte di queste figure, i Sardinia Local Expert, che avrebbero dovuto aprire dei Portale Sardegna Point e un po' rivoluzionare il nostro modello. Ci siamo trovati con questi 30 ragazzi in startup colpiti, diciamo, da questo tsunami. Ora, la cosa più normale che sarebbe dovuta succedere è che sicuramente questo progetto finisse. Invece, con molto orgoglio vi dico che ci siamo uniti, siamo stati insieme, abbiamo cercato di farci forza a vicenda, sono nate delle idee e delle innovazioni che poi hanno suscitato l'interesse di un grosso gruppo, esattamente Welcome Travel, un gruppo che gestisce 2500 agenzie di viaggi, di alpitture e di costa crociere, che poi ha deciso di replicare questo modello di business in tutta Italia. Quindi il momento è stato terribile, delle situazioni veramente difficili, però è stata, dal mio punto di vista, un'esperienza umana e professionale probabilmente la più bella della mia vita. E ora siamo qua a giocarci le opportunità che ci siamo creati in un contesto così difficile, poi magari parleremo in un secondo intervento quali sono le strade che stiamo cercando di intraprendere. Max, buonasera, anzi, sono Robert. Ciao Robert, ciao caro. Buonasera amico mio. Senti, abbiamo parlato proprio ieri, sei preziosissimo in questo momento, insomma. Stiamo parlando del mercato tedesco. Il mercato tedesco è anche fatto da grandi operatori della distribuzione del prodotto turistico. Ecco, più che l'esperienza Portale Sardegna, che è un'esperienza in cui sei una di quelle persone poi che raccontare le esperienze non è interessante, è molto più interessante sapere che cosa farai in futuro. Ma quello no, scusami, che ti volevo chiedere appunto che cosa è cambiato nel mondo della distribuzione con questi 2 anni. Abbiamo parlato di un prodotto che viene distribuito in... Io non sento. È saltata la connessione. Vabbè, mentre attendiamo che torni Robert, coinvolgiamo il dottor Miorelli che insomma, sì, ha un'esperienza favolosa. Io ricordo quando sono arrivato in Alisarda, lui era già un super manager della Costa Smeralda, quindi ha sicuramente tanto da raccontare, anche perché poi fece una bellissima esperienza in Trentino, è vero dottor Miorelli?
Sì, grazie. Ma io ho seguito con molta attenzione questa bellissima chiacchierata, questa carrellata, e vorrei in 30 secondi dirvi le parole che mi sono annotato derivanti dai vari interventi, che le considero delle parole chiave, per poi fare una chiosa su qualche cosa che è successo 60 anni fa, data la mia età mi consentirete di parlare del passato, ma per dare anche uno spunto ai COSSU e a tutti gli altri nuovi giovani imprenditori che devono preoccuparsi non solo dei prossimi 50, ma dei prossimi 100 e più anni. Beh, le parole che io mi sono segnato sono questi, che la Sardegna ha dei potenziali vantaggi competitivi per conquistare il mercato tedesco, che i tedeschi sono diffidenti, e c'è un'analogia con la diffidenza dei sardi, di cui poi magari possiamo parlare. Sentito dire che la qualità batte il prezzo, cioè è più importante la qualità rispetto al prezzo. Ho sentito parlare di proprietari di casa, che mi porta a un modello di sviluppo. La difficoltà dei trasporti oltre l'estate fa parte della stagionalità. Il livello dei trasporti che io la vedo come una opportunità straordinaria per la segmentazione del mercato, perché non possiamo pensare di trasformare la Sardegna in una Rimini, ma la Sardegna deve trovare una sua collocazione e l'ha già trovata nel Mediterraneo. Ho sentito parlare di comunicazione, di B2C, di web, di social, sono le cose nuove, che bisogna andare a prendere i tedeschi, non solo aspettarli. Ma ho sentito parlare anche ci siamo troppo focalizzati, credo, su un problema specifico del momento, la pandemia, che ovviamente è stata una cosa drammatica da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista del business, non solo quello della salute sociale. Ovviamente abbiamo parlato molto dei dati e su questo credo che tutti concordiamo. Mi ha fatto piacere sentire anche l'operatore di Rimini che sulla base di valutazione del profilo del cliente definisce un proprio programma di marketing intelligentemente. Sento parlare del problema del personale, sento parlare che dobbiamo partire da quello che non va e in fondo l'ultimo riferimento è quello della fidelizzazione del cliente e io dico anche fidelizzazione del dipendente. Bene, finisco con questa mia chiosa per ricordare che esattamente oggi, 60 anni fa, 6 persone firmarono un protocollo di intesa che ha dato il via alla costituzione del consorzio Costa Smeralda. Se andate a leggere, e oggi è stato pubblicato e ripubblicato anche su Facebook da parte del consorzio Costa Smeralda, andate a vedere qual era l'obiettivo e qual era la strategia di base. Non era quella di, ovviamente la si faceva per un discorso di imprenditorialità e quindi anche di successo, ma prima di tutto sono stati definiti i contorni, il perimetro all'interno del quale operare. Noi dobbiamo sempre aver presente questa necessità, avere un quadro di riferimento che va oltre l'obiettivo che ovviamente è di tipo anche economico. Per far questo dobbiamo tenere in considerazione gli elementi e le caratteristiche ambientali, sociali e quant'altro. La prima osservazione che mi viene da fare è di dare un messaggio che la Sardegna ha conquistato in questi 60 anni una posizione importante nel mondo del turismo. E molti detrattori anche della Costa Smeralda in Sardegna fino a qualche anno fa consideravano la Costa Smeralda un'isola nell'isola. Oggi io sono felicissimo di sentire che i sindaci di Olbia e di Arzachena la considerano parte integrante del loro territorio. E questo mi porta a dire che tutti gli aspetti positivi di qualsiasi settore devono e possono fare da traino per il mercato più allargato e più diversificato. Non nascondiamo le bellezze o i successi, esaltiamoli per promuovere anche il resto. Vorrei però, e chiudo perché non voglio portare via tempo agli altri, dire che tutto fa marketing e il primo messaggio importante è quello del senso di accoglienza. Lo ha ricordato prima Dirk,
questo discorso del superamento, diciamo, del stato di diffidenza. L'accoglienza è un qualche cosa che riguarda tutti, non solo gli operatori più vicini al mondo del turismo. E quindi questo è un fatto molto importante che va portato veramente anche a livello scolastico. E chiudo dicendo questo. Io negli ultimi anni, da quando mi sono ritirato dal punto di vista di attività vera e propria, mi occupo molto di volontariato e lo faccio presso le scuole superiori, dove con alcuni amici che facciamo parte di una associazione incontriamo più di 1000 giovani diplomandi e laureandi per portarli a conoscere e entrare nel mondo del lavoro. Beh, facciamo una domanda che io vorrei fare anche a tutti gli imprenditori che magari ci ascoltano. Qual è il vero obiettivo di un'impresa? E ovviamente la risposta quasi sempre inizia, ovviamente, dare un ritorno all'investimento, creare profitto. E noi diciamo, e io dico e sottolineo, che ovviamente non può mancare quello tra gli obiettivi, ma non è l'obiettivo principale. L'obiettivo principale è che qualsiasi intrapresa deve durare nel tempo. Per durare nel tempo ha bisogno di avere la capacità di conoscere il mercato, il cliente e ovviamente dare loro il prodotto giusto, che poi significa, come ci ha detto prima l'imprenditore di Pienissimo, che significa avere poi un tipo di successo. Ecco, questo mio messaggio è quindi verso la Sardegna, che ho imparato a conoscere da una quarantina d'anni, è quello che c'è. Bisogna credere nelle potenzialità della Sardegna, bisogna non avere la diffidenza di guardare in cagnesco gli operatori che hanno successo, ma anzi capitalizzare sui loro successi per portarli ad aiutare il resto dell'impresa. Quindi credo che la Sardegna sia stata conosciuta la Sardegna negli ultimi 50 anni anche grazie alla Costa Smeralda. C'è una Sardegna tutta da scoprire e, come diceva Dirk, c'è anche un mercato che vuole scoprire cose nuove. Il trekking per la Sardegna ha una potenzialità straordinaria di allungamento di stagione e di portare anche una diffusione di attività, anche dei piccoli alberghi, dei piccoli realtà della Barbagia piuttosto che di altre zone. La Barbagia è una fonte inesauribile di opportunità turistiche e deve, e se lo saprà fare sfruttando, tra virgolette, la conoscenza dei mercati che sicuramente la Costa Smeralda ha sviluppato molto prima e molto di più di altre aree. Buon lavoro a tutti. Io sono rientrato, mi sentite? Adesso sì. Scusatemi tantissimo, sono stato 2 ore e mezza ad ascoltare attentamente. Appena ho provato a aprire bocca e crollavo tutto. Max, che pensi, che sia un segnale che devo ascoltare questo? Ma io lo prenderei in considerazione. Lo prenderei seriamente in considerazione. No, sei bravissimo. Abbiamo bisogno di te, del verbo di Robert. È di nuovo frizzato. Infatti si è frizzato. Entro io a sistemare. Robert oggi è veramente un disastro. Bellissimo intervento di Miorelli, un po' di parole che mi sono segnato, soprattutto l'accoglienza, il potenziale, la diffidenza anche comune tra diciamo i tedeschi e i sardi, però poi gli elementi importanti che probabilmente escono fuori in ottica di rivitalizzare anche nuovi modelli di turismo come è stato la Costa Smeralda probabilmente sono proprio l'accoglienza, la sostenibilità anche come ormai mantra che entra in quasi tutti i discorsi, e poi il valore, cioè cosa vogliamo lasciare sia al turista che alle comunità accoglienti che anche al sistema che andiamo un po' a intercettare. Ed è qui che magari ti chiedo, Max, sul discorso dell'esperienza, di ciò che si sta costruendo e si può intercettare in maniera sartoriale un mercato, portarlo a vivere un qualcosa che non sia semplicemente una transumanza di turisti che certifichino poi la propria presenza digitale sui sistemi ormai
che stanno un po', diciamo, deformando anche l'esperienza stessa. Questa è un po' una domanda che ti faccio. Guarda, diciamo questo, che oggi ho fatto una conferenza stampa insieme al nostro partner e ho detto questa frase, nel senso che comunque è bellissimo ascoltare e avere la traccia da parte di professori che conoscono bene il marketing del turismo, poi però diciamo nel momento in cui si passa alla realtà è tutto un altro mondo. Però quello che noi abbiamo cercato di fare è proprio di realizzare un qualcosa che tante volte tanti consulenti hanno predicato nell'isola, lasciando tracce, documenti, roadmap che poi non sono state mai realizzate. Siamo andati oltre, nel senso che poi il modello è stato replicato, però in questo momento storico noi stiamo un po' facendo il resoconto di quelli che sono stati questi 2 anni e proprio oggi ci siamo resi conto che in realtà il progetto Welcome to Italy, che è il soggetto poi che aggrega la razionalizzazione e la declinazione del progetto Portale Sardegna in tutta l'Italia, risponde oggi a delle domande che sono state per tanti anni inascoltate. La prima è quella delle parcellizzazioni delle azioni di marketing, ma lo possiamo declinare anche a livello regionale, cioè il singolo paesino che va a fare marketing, il singolo hotel che investe in piattaforme mastodontiche. Quello che indebolisce una destinazione sono proprio le parcellizzazioni delle azioni di marketing, a cui oggi si aggiunge un impianto tecnologico che, ripeto, ha necessità di una massa critica rilevante affinché sia competitivo nel mercato. Welcome to Italy è un grande aggregatore di prodotto a livello Italia, prodotto che però parte dai territori, quindi con un processo bottom up abbiamo creato un'infrastruttura digitale che si chiama magazzino digitale di materie prime turistiche, che viene riempito di attrattori direttamente dai nostri local expert, che però non rimane là. Cioè il magazzino digitale non è un magazzino che rimane là, ma ci abbiamo costruito sopra quella che abbiamo chiamato fabbrica prodotto 4.0, proprio perché gli attrattori devono diventare prodotto fruibile e vendibile, e non solo, questi prodotti devono essere a loro volta capaci di interfacciarsi ai canali distributivi. Per cui nel momento in cui abbiamo presentato Welcome to Italy alla stampa ci siamo resi conto che non abbiamo creato una piattaforma, un sito, un prodotto, ma bensì una vera e propria filiera del turismo local centrica, quindi che parte dal locale e che arriva fino appunto al viaggiatore. Altra cosa importantissima che intende fare il nostro progetto è dare una risposta a quello che è lo strapotere delle room reservation, io le chiamo i motori di prenotazione delle Silicon Valley. Cioè noi in Italia non ci rendiamo conto che abbiamo ceduto il 30% della nostra forza distributiva a dei codici sorgenti, cioè a dei motori che non hanno nessuna intenzione di fare destination marketing, proprio perché loro proliferano all'interno di politiche di marketing dove la frammentazione delle azioni di marketing di cui parlavo prima sono la prima cosa, proprio perché loro non hanno interesse a vendere una camera a Malta piuttosto che in Sardegna, piuttosto che in Sicilia. Quindi il Welcome to Italy è una risposta alle 8. Perché una risposta alle 8? Perché noi abbiamo il prodotto finale di Welcome to Italy si chiama Viaggio Smart. Che cos'è il Viaggio Smart? È un qualcosa che parte dall'esperienza delle agenzie di viaggio, dove i clienti avevano la possibilità di comprare un prodotto finito con la garanzia di vivere la destinazione in un certo modo, e dall'altra parte però senza nessuna possibilità di personalizzazione. Tanti clienti sono andati nel mondo OTA con la possibilità di personalizzare qualsiasi cosa. Cioè oggi Expedia, Booking ci danno una pagina bianca e ci dicono decidi qualsiasi cosa, perché io ti metto proprio il magazzino digitale dei miei prodotti a tua disposizione. Ebbene, non degli attrattori e neanche delle esperienze, ma dei prodotti finiti, dei room reservation. Ebbene, il Viaggio Smart unisce i due mondi, perché affianca un framework di prodotto costruito da chi il territorio lo conosce, quindi dai nostri local expert, diamo la possibilità ai nostri clienti un alto livello di personalizzazione, proprio perché noi
vendiamo la destinazione, non vendiamo la camera. A noi non ci interessa se il nostro cliente dorme in un bed and breakfast o in 5 stelle, proprio perché vogliamo valorizzare quelli che sono gli aspetti più unici e peculiari, proprio perché attraverso l'attività dei local expert questi attrattori adeguatamente digitalizzati possano assurgere a motivazioni di viaggio capace quindi di creare flussi turistici. L'altra cosa che abbiamo... Massimiliano, mi sembra avviati alla conclusione. Sì, dico solo che due numeri veloci. Noi in questo momento abbiamo una capillarità, abbiamo 16 regional manager che coordinano le nostre regioni, abbiamo più di 100 local expert in tutte le regioni italiane, però la cosa interessante ed è l'ultimissima cosa molto importante è che abbiamo industrializzato il processo di creazione di prodotto finito, per cui la creazione di pacchetti estremamente in target che prima erano anti-economici, oggi con il processo di industrializzazione diventano economici, proprio perché abbiamo ridotto di un 90% il tempo di creazione. Ecco, mi sembra che, Massimiliano, se mi permetti, chiudiamo perché siamo un po' lunghi. Mi sembra che un elemento comune anche in questa giornata sia proprio la codifica, l'industrializzazione, l'ottimizzazione dei sistemi per appunto limitare i costi, per gestire meglio i processi, per reingegnerizzarli addirittura. Entra l'ingegnere che è in me. E quindi magari fare massa critica con quelle esperienze minime sartorializzate per appunto una destinazione moderna. Saluto Max, faccio salutare invece il dottor Miorelli da un Joseph che ci tiene a salutarla tantissimo e poi lascio la parola agli altri. Io se posso rubare solo 5 secondi a Joseph, volevo ricordare, sperando che ci stia ascoltando, a Riccardo Masiello, un messaggio. Dovete come regione organizzare questa Destination Management Company. Senza questo non si può andare avanti, dovete assolutamente farlo. E vi do lo spunto per ricordare un grandissimo presidente della regione Sardegna che non c'è più e che secondo me è stato il più grande operatore di marketing in termini generali della Sardegna, e che era il sardista Mario Melis, che è uno che ha protetto e ovviamente da sardo e da sardista difendeva le specificità della Sardegna. È stato il primo e credo l'unico che ha saputo sfruttare nel senso buono l'immagine della Costa Smeralda, organizzando in Costa Smeralda l'unico ricevimento ufficiale della regione presso lo Yacht Club Costa Smeralda. Questo è un insegnamento importante, è qualche cosa che è successo magari 30 anni fa, ma volevo ricordarlo appunto a Riccardo Masiello perché queste cose vengano riproposte in un'ottica di apertura, mantenendo e non travisando e men che meno rovinando l'immagine specifica della Sardegna, che non deve mai perderla, ma aprirsi e con attività di marketing territoriale vere, destination management, pensare al futuro della Sardegna, che è bello, grande e interessante. Grazie, scusate se vi ho rubato del tempo. Davvero, grazie a lei e a Massimiliano. Dobbiamo andare in radio perché stiamo chiudendo. Un saluto anche a Max. Max, ci vedete, ci sentite? Sì, vi sentiamo. Che siamo veramente corti, purtroppo abbiamo ancora 1 minuto e mezzo. Quindi... Io sono un grande fan scatenato del dottor Claudio Miorelli, perché avrei voluto avere una delle sue grandi fortune di lavorare con il principe Aga Khan. Grazie, ho sentito delle cose bellissime. Maria Assunta, tu avevi qualcosa da aggiungere velocemente? Sì, ricordiamo che la prossima volta per iscriversi avremo un Google Form con il quale ci si potrà iscrivere alla partecipare, ma anche a richiedere le slide del webinar in corso. Quindi vi invitiamo a cercare nelle nostre pagine e seguirci
per vedere gli aggiornamenti. Grazie a tutti comunque per l'ascolto, agli amici che ci stanno ascoltando ancora su Radiolina. Saluto Robert che non ho avuto il piacere di salutare prima, grazie per questa grande opportunità ancora una volta con Call to Action. Da Max Borrelli è tutto, saluto anche gli amici che adesso chiuderanno la linea per quanto riguarda la radio. Perfetto, Ciao a tutti. salutiamo tutti gli amici della radio, restiamo ancora qualche istante invece noi sul webinar per ringraziare di nuovo il dottor Miorelli, ringraziare ancora Massimiliano Cossu naturalmente. E abbiamo naturalmente ancora in linea Maria Elena e le sue colleghe tedesche. E Antonio, facciamo una sintesi. Credo che il dottor Masiello non ci sia in linea, vero? Ce l'abbiamo, allora diamo la parola al dottor Masiello. Mi sentite? Sì. Si è spento. Buonasera. No, ci sono rimasto come promesso, ho trovato il tutto estremamente interessante, anche il suggerimento naturalmente del dottor Miorelli che mi ha chiamato in causa. Comprendete bene il fatto che il mio, nell'ambito dell'assessorato, è un ruolo tecnico e per realizzare determinate azioni che erano già ben delineate nel piano strategico 18-21, essenzialmente ci vuole l'input politico, non può essere il tecnico a realizzare in maniera diretta è quello che la politica evidentemente ha ritenuto non fosse ancora il momento di realizzare. Ecco, per quanto quindi condivido la necessità espressa, così come condivido molte delle cose che sono state dette oggi, dalla preziosa analisi dei dati che è stata fatta e alle anche soluzioni che sono state prospettate per aggredire i mercati internazionali, in particolare oggi quello tedesco, che può offrire grosse opportunità alla nostra regione, soprattutto sulla base di quelle che sono le evoluzioni descritte, quindi diciamo la volontà di prodotti che richiamano la sostenibilità e l'elevato grado di qualità. Io credo che questo la nostra regione lo possa offrire non solo al mercato tedesco, ma in particolare a quello tedesco. Come al solito, in presenza di un buon prodotto bisogna anche sviluppare un'efficace comunicazione, quindi ci dovremmo concentrare in maniera particolare sugli strumenti di comunicazione, e quelli che avete in parte individuati credo che siano tutti attivabili per noi, in maniera tale da riuscire a sfruttare questa opportunità per il futuro. Ringrazio ancora tutti. Grazie a lei per aver supportato questo programma, per credere in quello che è poi un po' il cuore di questi appuntamenti, no? La costruzione, Antonio, di una cultura turistica. Vogliamo far girare idee, vogliamo far girare parole, vogliamo che poi diventino azioni. Possiamo essere contenti della giornata di oggi, non soltanto stimoli e idee, ma delle linee di azione, che è un po' quello che vogliamo nello spirito del call to action. Diamo gli strumenti, ma poi suggeriamo anche come metterli in pratica. Bene, oggi l'abbiamo fatto, condivido al dottor Masiello l'idea che non soltanto per il mercato tedesco, anche se il focus oggi era quello. E allora Lucio, che dire? Possiamo dare l'appuntamento per le prossime 3 puntate dove avremo altrettanti strumenti, focus sui mercati, però un elemento che ci contraddistingue sempre, che ci accompagnerà, è lo spirito costruttivo. E allora tutto quello che ci siamo detti oggi è letto in chiave positiva per guardare avanti. Il 2022 ci aspetta, lo prepariamo con largo anticipo per poi traguardare il 24 e il 25. Lucio? Benissimo, non aggiungerei altro, abbiamo abusato del vostro tempo, speriamo di aver detto qualcosa di interessante, speriamo che qualche stimolo, qualche scintilla sia scattata. Il prossimo appuntamento è il 27 ottobre, parleremo del mercato Francia, quindi vi aspettiamo il 27 ottobre alle 16 per il prossimo webinar. Buonasera a tutti e grazie a tutti i tecnici che ci hanno supportato. Grazie, buona serata.